Prendiamo i nostri lavori dando la parola al professor Cesare De Michelis, che parlerà della fortuna dei Gozzi nella letteratura del Novecento. Ti prego. Il fatto relativamente singolare che sulla famiglia Gozzi si siano venuti raccogliendo nel corso della prima metà del Novecento ben 3 testi di invenzione letteraria è così, per alcuni aspetti, singolare, che meritava una riflessione nel tentativo di capire che cosa questo può significare. Noi dobbiamo partire però dal fatto che il percorso dell'immagine della rappresentazione che Venezia stessa dà di sé, della propria cultura, della propria civiltà, nel corso del Settecento e negli ultimi decenni del secolo, tende progressivamente a appannarsi e a non essere più capace di produrre un'autoraffigurazione di sé che conquisti gli amatori, i visitatori, i lettori, come invece era stato fino all'inizio della seconda metà del secolo sostanzialmente. Anzi, va detto che la caduta della Repubblica di Venezia ispira una tradizione storiografica, soprattutto di marca francese, che tende a giustificare in qualche modo la violenza che la Repubblica Veneziana subisce da parte delle truppe napoleoniche e quindi delle truppe della Rivoluzione francese, per giustificare questo si cerca di rimettere in luce nella ricostruzione storiografica l'immagine di una Venezia nera, una Venezia crudele, una Venezia segreta, una Venezia piena di spie, piena di corruzione, piena di povera di qualsiasi contenuto morale. Per cui chi è venuto a esportare in Italia il verbo della rivoluzione non poteva che abbattere come resti scadenti e scaduti della tradizione uno Stato fatiscente e una cultura anch'essa molto debole. Quindi si cerca di giustificare il tracollo della Repubblica da un certo lato e l'aiuto che a questo tracollo forniscono le truppe francesi, costruendo prove e testimonianze di una défaillance progressiva dell'etica veneziana. Naturalmente di questo quadro decaduto e decadente di Venezia popola di sé molti dei racconti ottocenteschi, così tanto li popola che a un certo punto esiste una reazione locale che cerca di produrre una storiografia, diciamo così, più filoveneziana, più rispettosa dei valori intrinseci della Repubblica Serenissima, e che qui da Cappelletti a Romanini, per citare i più famosi, che invece correggono questa immagine. Però questa stagione della corruzione, questa stagione di decadenza trova poi riscontri molto efficaci anche nella tradizione letteraria. Cito solo 2 esempi, anche qui per non complicarci troppo la vita. Foscolo, se non altro per quel tanto di follia giacobina che lo travolge a fine giovane, continua a dare questa idea, trasmettere l'idea di una città giunta alla fine di ogni, estinta in qualche modo. Ma lo stesso Ippolito Nievo, che invece è legato da sentimenti di nostalgia e tenerezza per almeno alcuni aspetti
della tradizione veneziana in Angelo di Bontà, anche lì, sia pure per ragioni che non sto qui a spiegare, secondo me come mai questo è accaduto, dà un'immagine di una Venezia sostanzialmente priva di nervo. Il tratto nieviano è quello di immaginare che la morte di Venezia in qualche modo è capace di nutrire con un campo in cui rifiorirà la tradizione veneziana, ma prima di rifiorire è ben chiaro che questa è stata spazzata via dal vento della modernità e della storia. E questa immagine resisterà moltiplicandosi forse per alcuni aspetti fino a noi, ma sicuramente fino all'inizio del Novecento, in una doppia alternativa che sarebbe anche curioso andare a studiare, ma non voglio fare il pedante, tra questa immagine di corruzione morale, anche che può ispirare giudizi severi per il gioco, una smodata vita sessuale, cisbeo, c'è tutta una serie, e in più appunto la corruzione diffusa nella società civile, di cui lo spionaggio degli inquisitori è l'elemento dominante. Ma anche la tradizione più patriottica, diciamo, della storiografia ottocentesca è costretta, per salvare il salvabile della propria tradizione, a chiudere le finestre, a avere un'idea di un'apologia, come dire, di maniera. Il caso più tipico, perché è il monumento a Goldoni o gli studi di Ottolani su Chiari e Goldoni, in cui si cerca di costruire un'immagine oleografica e gratificante della Venezia settecentesca. Naturalmente mancano sempre tutti gli anni tra il 60 e l'800, la fine definitiva, diciamo, di Venezia, in cui che vengono, come dire, saltati a pie pari, però anche le immagini dell'erudizione di Molmenti, di Ottolani, di questa storiografia è costretta a affidarsi assai più che alla storia politica, alla storia ideale di una repubblica, al titolo dell'opera di Molmenti è perfetta, Venezia nella vita privata, quindi a cercare di costruire un ritratto della vita quotidiana veneziana come una vita piena di aspetti suggestivi, di una sua malia, di una capacità di affascinare i posteri. Naturalmente questa interpretazione negativa o riduttiva di Venezia comincia a avere dei problemi quando Venezia si ricongiunge alla patria, arriva in ritardo, anche qui dimostrando in qualche modo una certa sfasatura tra Venezia e il resto del paese, però è il momento in cui appunto questa Venezia, che è una Venezia in politica sostanzialmente, in cui i protagonisti della scena veneziana sono i letterati, le donne con i loro salotti, con le loro anche capacità visionarie, perché alcune di queste rovine, nella biblioteca settecentesca prima di San Trompo e di Mondadori, troveranno racconti molto gratificanti, molto ricchi. In fondo la chiave della lettura di Goldoni, come il buon papà Goldoni, diventerà la chiave per dire che in fondo Venezia, sì, per carità, un po' decade, i commerci languono, eccetera, eccetera, ma la vita a Venezia era
una vita favolosa, arrivavano i principi, i re, le grandi feste, i carnevali, cioè tutto quello che veniva visto negativamente dal moralismo giacobino viene rilanciato invece in chiave positiva da questa storiografia che chiamare positivista mi pare esagerato, ma di questo municipalismo erudito. E naturalmente dentro questa cosa c'è un primo testo letterario subito dopo la prima metà dell'Ottocento, se mi ricordo bene le date, che è Paolo Ferrari con Carlo Goldoni e le sue 16 commedie nuove, in cui appunto il ritratto della vita dello scrittore Goldoni, dei comici goldoniani, è un ritratto gratificante in cui, come dire, lo sdegno non lo sfiora neanche, è un ritratto carico di, diremmo così, di una dolce però e non drammatica malinconia. Il rimpianto, se colpevolizzarsi giustificava la fine della Repubblica, il rimpianto ci consola della nostra capacità di colpevolizzarci dei guai che intanto sono avvenuti. Quindi è in questo clima che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento viene riscoperto Goldoni, e con Goldoni Ortolani cerca di pubblicare un libro monstre sul Chiari, di cui ne restano 500 pagine circa, ma era solo all'inizio perché avrebbe potuto scriverne molte altre, vista il tono analitico e ricognitivo della sua ricerca, e ritorna appunto in questo rispecchiamento in molte cose. In questo clima, è esattamente in questo clima di rimpianto, di nostalgia, di malinconia, però una malinconia più rasserenante che drammatica, che Renato Simoni all'inizio del secolo, facendo qualcosa di simile a quello che aveva fatto Ferrari, ma con un tono diverso, cerca di raccontare la storia della famiglia Gozzi, centrandola soprattutto sul ruolo, diciamo, più responsabile. C'è un misoginismo, un'antimisoginia fortissima in questi giorni. La povera Bergalli è oggetto di perfidie assolute, ma quello che è interessante però è che questo testo di Simoni, che è un testo che ebbe fortuna, che fu rappresentato, forse è ancora oggi una delle cose con tramonto più belle. È una registrazione televisiva anche di questo. Quindi ecco, però quello che è interessante è che già nella descrizione della scena, che è quella della gran sala di Casa Gozzi, la vicinale, che ambienta subito spaziosa, gaia, tinte chiare, stucchi, fiori rosa pallido e verdolino, soffitto a solida travatura, sulla parete di fondo e nel mezzo un gran camino in marmo scolpito, dove dentro vi ardono senza fiamma grossi legni, a destra del camino una portiera a vetri, fuori il giardino avvolto nel sole chiaro e mito di un pomeriggio d'ottobre, a sinistra del giardino una porta che quando si apre lascia vedere la cucina, pochissimi mobili, sedie impagliate di legno rozzo, tutte addossate alle pareti, i mobili, tutto l'insieme mostrano un'antica opulenza ma un presente disagio, che è esattamente l'ossimoro, la contraddizione, la tensione da cui scaturisce il dramma di Casa Gozzi. Qui siamo con la difficoltà anche di riuscire a capire come quest'uomo in fondo
così ricco di fantasia, di estro, però trascinato dentro queste beghe familiari che lo portano come dire, a una vita di disagi. E infatti la prima cosa che si vede sono gli usurai che cercano di ottenere il pagamento, almeno in parte, dei suoi debiti, dei loro crediti dalla Bergalli, e la Bergalli che dice: so cortesana, son gentil donna, so il mio debito, però non paga, nel senso che non li aveva e quindi non era pensabile che facesse un gesto così. Ed è proprio in questa chiave che Carlo Gozzi, anche qui riprendendo il tema della nostalgia, comincia a dire che in realtà la parte sana della tradizione veneziana, quella che resiste alla corruzione dilagante, è quella che vive in campagna, perché in campagna, nonostante tutto, esistono dei valori di solidarietà, di convivenza e la vita costa meno anche, quindi che cerca lui invano di convincere i suoi familiari che se loro stessero in campagna forse potrebbero mangiare e sopravvivere in condizioni di maggior agio. Naturalmente quando lancia appunto la campagna Zemeggio della città, non che si fastidi, non che si pettegolessi, subito conquista facilmente una parte del pubblico che ha di fronte a sé, e quando la sorella Gavera son fratello mica starave tutta la vita, momento dice che non volevo essere così radicale nella mia ritorno alle origini, tutta la vita, anche la città dal suo buon. Quindi diciamo che Gozzi, preso alla lettera, è costretto subito a smentirsi, perché il problema è che il suo sogno sarebbe mandare gli altri in campagna per lui poter vivere più serenamente in città, che è un progetto del tutto legittimo, ma che dà l'idea, come dire, che anche questi difensori accaniti della tradizione familiare, della tradizione civile della città sono tutt'altro che pronti a pagare di persona, lo fanno più volentieri. Ed è poi in questo clima che si apre il conflitto della famiglia, la famiglia che da un lato vuole il lusso, voglio una gran casa sul canale, gondola mia, coi gondolieri con la sciarpa rossa che sventola, garofoli su tutti i balconi e via così, che è il sogno di grandezza di una delle donne Gozzi, e dall'altra parte la rabbia di Carlo contro Gasparo, che in realtà non è capace di tenere a bada Luisa Bergalli, e allora c'è questa vous credete, dice a Luisa Carlo, di aver sposato un uomo. Ben, non è vero. Gasparo non è un uomo. Come sia sto affare, mi non lo so. So che segare baltà le cose, quello che c'era di sopra si è andato sotto. E così anch'io, col dispiacere di trovare che mio fratello è mia sorella e vu che la cugnata è mio cugnato. Cioè questa inversione delle parti, che è il segno del disordine familiare, diventa quasi una battuta di commedia in questa femminilizzazione di Gasparo, che diventa la sorella di Carlo, e questa mascolinizzazione della Luigia, che è grandonna e gran poetessa, ma non se ne può veramente più. E Carlo infatti alla fine deve dire che in realtà lui quello che vorrebbe fare è porre fine al governo delle femmine, che sono quelle che hanno preso in mano la situazione, che sono questa femminilizzazione del governo domestico, è l'inizio di una catastrofe che non può che andare a finire male.
e mi sovvenuo per mettere fin qua dentro al governo delle femmine, cioè proprio naturalmente tutti gli aspetti di questo Carlo Gozzi così conservatore, così difensore della tradizione, sono puntualmente intrecciati con gli elementi della biografia di Carlo, anche della sua attività letteraria, novendo quel che scrivo e altre cose di questo genere che servono. E a un certo punto entrerà in scena anche il Sacchi, che verrà allora e sarà la voce, anzi malinconica, di ciò che è andato nel frattempo perduto dai tempi allora, tempi dei Ciassetti, dei Spassetti. E mentre il momento finale è quello che invece vede a completare il disordine che le donne hanno messo in moto. Carlo dirà, adesso, quando Sacchi dirà adesso non si vede che o francesi o imbriaghi o affamai, dove questo imbriaghi affamai sembrano i veneziani, i francesi sono gli invasori, la verità, è la verità, dice Carlo, e andava in brodo de viole quando Goldoni che la metteva in scena, che se la goda in strada adesso, per casa e dappertutto. Cioè, da Goldoni diventa il corruttore in parte di quest'anno perché aveva messo in scena questa decadenza progressiva dei valori della civiltà veneziana che non è più in grado di governare la famiglia e figuriamoci quindi di conseguenza se è in grado di governare lo Stato. Il finale era tutto centrato appunto su questo sentimento della malinconia, della decadenza della città, una città che non aveva nessuna ragione per finire così male se non la irresponsabilità di una classe dirigente che non è capace di dare il giusto valore alle cose, che dentro questo c'è come giusto valore alle cose l'idea di Simoni, e che Gozzi, e che farla dire a Gozzi è del tutto efficace, che la vita letteraria non può essere il fondamento della rinascita economica di un paese. Quindi Carlo Gozzi, che non fa commercio dei suoi scritti, che non ha queste ambizioni goldoniane di fare il mestiere di scrittore di commedie, e riporta quindi le cose al loro posto giusto nella scena sociale, è l'attaccamento alla tradizione, è l'unica speranza che si può avere di far sopravvivere una civiltà. Da questo punto di vista, se andiamo qualche anno dopo, anzi qualche decennio dopo, perché siamo all'inizio degli anni 30, il professor Panzini, accademico d'Italia come compare di copertina, ritorna a scrivere la storia della sventurata Erminda con un punto esclamativo, ma si sa che Panzini aveva una certa passione per i punti esclamativi, e che esce prima a puntate sulla nuova antologia e poi in volume nel 1932 da Mondadori. E qui è interessante perché lui non fa un romanzo, non fa solo un romanzo storico, anzi è lo stesso autore che in qualche modo diventa anche protagonista della vicenda, che mescola i ricordi scolastici personali con gli primitivi incontri con la letteratura settecentesca. E naturalmente l'elemento decisivo è che proprio al liceo Foscarini, dove aveva studiato, gli fa scoprire Gasparo Gozzi, uomo virtuoso,
che andava con un sorriso melanconico per calli e campielli della sua Venezia, prendendo note sul taccuino del suo osservatore e distribuendo punti in condotta ai suoi cittadini. Cioè, l'immagine che gli preme è quello di difendere la virtù e la morale che nei secoli passati ci sono stati, e semmai è il tempo presente che ancora una volta Panzini trova tutti i buoni motivi per denigrarlo e non sentirsi a suo agio, e quindi, se si può dire così, per guardandosi indietro ritrovare la ricchezza morale di un'esperienza alla quale in qualche modo, che in qualche modo ci appartiene. Cioè, quello che è interessante in Panzini è che lui raccoglie questa tradizione e ne fa il patrimonio della propria generazione, quella generazione che aveva raccolto nella tradizione ottocentesca delle opinioni che portava nella sportula del mio pellegrinaggio, senza accorgersi che intanto è arrivato il Novecento, e questa è la vera delusione di Panzini, è che la modernità non solo aveva fatto le sue confusioni già nel Settecento, ma continua a farne sempre di peggio anche nel tempo presente. Naturalmente l'idea di Gozzi, l'idea di Panzini è che il tema dominante è la malinconia di Gozzi. Cioè, Gozzi è malinconico, e naturalmente la ragione della sua malinconia è anche quello di avere come moglie una poetessa, e qui c'è anche qui misoginia panziniana, che è una poetessa, del resto ripigliando una leggenda anti-bergalliana di cui Carlo è fortemente responsabile. Invece, però, quello che è interessante è che il romanzo, l'autobiografico, diciamo, la parte autobiografica del racconto di Panzini, riesce a spingerlo, che man mano che si avvicina alle opere della Bergalli è costretto a riconoscere che questa signora sarà stata sventata nell'amministrazione domestica, ma era un fior di poetessa e di letterata, e quindi c'è anche, accanto alla malinconia, c'è una profonda simpatia che per questa vita di questa famiglia così svanita per qualche aspetto, così con la testa tra le nuvole, ma e quindi il suo racconto della famiglia Gozzi è un racconto che è la lenta riconquista da parte dello scrittore novecentesco dei valori della tradizione per opporsi alla decadenza progressiva di una società in cui ritorna fuori, appunto, attraverso la vita della Bergalli, donna che ha sempre lavorato come un ciuco, verrebbe da dire, donna più anziana di Gasparo, donna mai accettata volentieri nella famiglia da tutti i parenti di Gasparo, e che comunque è costretta, tra la pindarica amministrazione, come diceva Carlo Gozzi, di lei, ma Panzini dice: noi, benché perseguitati dalla calunnia di essere lodatori del tempo che fu e paladini della morale, non abbiamo niente da dire contro l'Arcadia.
niente da dire contro nessuna moda di pensiero di arte. Tutte le mode sono interessanti e se un'osservazione fosse lecita sarebbe questa, che la grande arte nasce all'aperto e sotto gli occhi degli dei. Cioè, Panzini approfitta della storia del Settecento veneziano per rivendicare la vitalità di una tradizione che è stata troppo sbrigativamente liquidata e che invece andrebbe rilanciata. Panzini da questo punto di vista non è l'unico scrittore del Novecento laudatore che loda il tempo passato, ma è certamente uno di quelli che lo fa con una più scoperta progettualità ideologica. Devo dire che il tono fondamentale è questo tono di una Venezia che potrebbe essere ancora viva, ma che invece poi un po' per la violenza della storia disperde il suo patrimonio, e così come la famiglia Gozzi non ha i soldi per mangiare a mattina e sera, anche Venezia, nonostante la forza della sua tradizione, è costretta a prendere atto della propria sconfitta storica. Siamo quindi a una riflessione quasi saggistica per qualche aspetto nella Sventurata Erminda, nel senso che c'è la storia della Bergalli, ma usata come specchio in cui far riflettere, far vedere la storia stessa della vita della vicenda letteraria e intellettuale di Panzini. Ecco, l'ultimo testo, che già lo ricordava in apertura Pastore Stocchi, è questo romanzo più complesso, devo dire più ricco narrativamente dei tre testi, che è questa commediante veneziana di Raffaele Calzini, scrittore che per il Settecento veneziano ha avuto una particolare predilezione e che diciamo anche ha una capacità di far rivivere gli ambienti del passato in cui che ideologizza meno la vicenda della famiglia Gozzi. Qui in realtà il protagonista, come dice il titolo, è l'attrice Teodora Ricci, però in realtà alla fine è sempre Gozzi quello che ha la parte importante, e devo dire che in questo è spudoratamente parziale Calzini, perché col Gratarol lo liquida come veramente una persona, un infame perfettamente, e ha uno stile particolarmente vivace, lo sforzo che fa Calzini è quello di rendere viva l'immagine della Venezia come lui la ripropone, le passioni, gli amorazzi, la complicata vita amorosa dell'attrice, la commediante, che ha un marito, che ha un capocomico, che ha un autodrammatico, che ha un astro nascente della politica, è piena è circuita da tutti, però ancora una volta anche Calzini rimette in gioco questo come cifra sentimentale chiave, la malinconia. Cioè, in fondo, fino questa è la commediante veneziana del 1935, fino quindi a Novecento molto inoltrato, l'immagine del Settecento veneziano sarà sempre quella di una civiltà malinconica, in cui la nota dominante è la malinconia. E devo dire, da questo punto di vista, ancora una volta, come spesso accade, è significativo che la stessa inizio del romanzo
che improvvisamente tuonò il cielo sopra la scoperta platea, sereno e scintillante di pagliuzze dorate con un campo mietuto, brillò in ogni piega delle leggere nuvole, crepitò, tuono al rombo, eccetera, eccetera. Cioè c'è subito questa vivacità della costruzione di un paesaggio all'interno del quale situare le vicende affettive, le tresche, gli imbrogli di tutta la vita del teatro, in cui Calzini coglie il fascino nostalgico di questo mondo che fa rivivere ed evoca con grande felicità, ma non riesce fino in fondo a trasformare questa società, che pure lo diverte e lo appassiona, in un progetto impositivo, in un messaggio, pedagogico. Ricompare anche la povera Luisa Bergalli, che scrive tutto e di tutto. C'è questo aspetto maniacale, ossessivo, il tentativo di scoprire in qualche modo che deve esserci in qualche posto un luogo contro l'idea di Carlo Bergalli in cui si riesce a guadagnarsi dei soldi scrivendo. E naturalmente non è così facile né scontato. La professione di scrittore avrà bisogno di molte turbolenti e drammatiche avventure per affermarsi come uno strumento di sopravvivenza. Però poi, per vedere come alla fine la cifra dominante è quella della malinconica, la malinconia fumava dai canali inoperosi e dei campielli deserti. Ecco, questa è l'immagine con cui Calzini chiude la sua storia di un Settecento. Cambierà tutto. Nel dopoguerra, dalla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, cambierà tutto. La storiografia, l'immagine di Venezia, soprattutto negli anni 50, subirà un rebalton. Un rebalton che non sarà più né quello, diciamo, alla Dalì della storia nera della Repubblica Serenissima, ma neanche quello così nostalgico, malinconico del rimpianto tra fine Ottocento e primo Novecento. L'ultimo forse di questi scrittori, che non parla dei Gozzi, ma ritorna a ridare questa sensazione in modo certo, è Giovanni Commisso, che proprio all'inizio degli anni 40 pubblicherà Gli agenti segreti veneziani nel Settecento, che saranno ulteriori l'antologia delle delazioni nel Settecento veneziano, che daranno di nuovo l'aria, completeranno e arricchiranno la scena di questi comportamenti, non certamente nobili, dell'attività di spionaggio. E naturalmente alla fine Commisso è ancora perfettamente un epigono di Panzini e Calzini dal punto di vista dell'immagine, questa malinconia, in fondo anche dentro le infamie delle delazioni serpeggia ogni tanto una capacità di godere la vita, non per niente uno dei delatori è Casanova, quindi siamo una capacità di godersi la vita che Commisso, che di questa idea della pienezza della vita è stato un cantore in ogni sua stagione, riuscirà a cercare di dare un senso di malinconica allegrezza a questa società che corre verso la autodistruzione, ma lo fa con qualche fantasia, qualche capacità onirica, qualche slancio di entusiasmo, per cui è possibile non indignarsi come il Dalì di fronte
all'infamia di questa classe dirigente, ma è legittimo guardarsi alle spalle per rimpiangere un passato che sarà pure non solo un nobile e grande passato, ma è comunque una stagione straordinaria della vicenda dello spirito dei veneziani. Ecco, questo è la morte a Venezia diventò in questi stessi anni una cifra drammatica in alcune produzioni letterarie. Gli scrittori italiani hanno invece questa cifra in cui la tenerezza, la simpatia in qualche modo prevalgono sull'indignazione. Grazie. Credo abbiamo tutti ammirato come nella relazione di De Michelis la puntualità dei riferimenti a queste tappe della storia novecentesca della famiglia Gozzi, della fortuna della famiglia Gozzi, si inquadra però in un orizzonte largo e quindi diciamo, l'ampio respiro della relazione le dà un significato che va al di là della rievocazione di queste figure, Gaspare, Carlo, Luisa. Se mi è concesso fare una piccola parentesi, proprio mentre si preparava il convegno ho avuto un colloquio col dottor Tabaro, che si occupa ora del teatro regionale come dirigente, e lui mi chiedeva così qualche opinione, e io gli ho proposto di pensare anche al recupero di qualcuno di questi testi, in particolare la commedia di Simoni, commedia-dramma di Simoni, che forse potrebbe ancora avere un significato. In quell'occasione, per sensibilizzarlo, gli diedi la mia copia della sventurata Irminda di Panzini, che è difficile trovare e che invece vedo che qui De Michelis ha sotto mano e che io non ho più, con il mio grande rammarico. Ma è un discorso che va ripreso, anche spogliandolo di quelle venature forse un po' rugiadose, di una malinconia forse un po' troppo lacrimosa, invece vedendo anche quanto c'è di drammatico. E forse la figura più tragica è quella più in ombra, cioè proprio la Luisa, che ha rappresentato se stesso in una bellissima commedia, la cui protagonista è una sventurata donna che con le sue fatiche sostiene una famiglia disastrata, una famiglia di cucitrici, e lavora come ricamatrice, cucitrice, che è una chiara allusione al suo lavoro di poetessa. Commedia molto bella, che ha il difetto di essere scritta in endecasillabi sdruccioli, e quindi credo che il Teatro Veneto non sarà così propenso a riproporla. No, ma sai, lei poi ha la Bergalli, no? C'è in Panzini un momento, ha questa capacità di proiettarsi su Gaspara Stampa, che dà l'idea che la sua, come dire, le donne sventurate poetesse diventano degli interlocutori ideali per rappresentare se stessa. Ecco. In fondo i conti, compreso Gasparo, non sono capaci di amare né con l'alto, con l'altino, né Gasparo Gozzi. Gasparo è più alla mano, però anche lui gliene fa vedere tutti i colori. Ecco. Bene, è un discorso, come vedete, che sollecita riflessioni ulteriori che forse potremo poi riprendere nel momento della discussione. Ora invece è il momento di Virgilio Bernardini dell'Università di Bergamo, che ci parlerà dei Gozzi e il teatro musicale del Novecento. Prego. Grazie. Sì, anch'io devo fare forse una precisazione preliminare. Non parlerò dei Gozzi, di tutti i Gozzi, di tutta la famiglia. Il riferimento va soprattutto a Carlo per ragioni contestuali e non a Gasparo, ma in realtà probabilmente non parlerò neppure di Carlo, perché più che nel primo Novecento
teatrale, musicale, più che un'attenzione, diciamo, di tipo storicistico alla figura e di Carlo Gozzi, c'è un'attenzione ai testi che Carlo Gozzi ha prodotto, ai testi in sé, per la loro valenza. Quindi, allora, in questo senso, l'oggetto centrale di questo mio intervento sarà, potremmo dire, una sorta di drammaturgia alla Gozzi, potremmo chiamarla in questo senso. Quindi una sorta di drammaturgia di famiglia, se così si può dire, nella misura in cui è l'emblema di una concezione di spettacolo, no? Che in qualche modo i Gozzi rappresentarono nel loro tempo. Soltanto 2 dati preliminari, ancora ulteriori, che sono questi. I testi di Carlo Gozzi sono stati centrali nella riscoperta del Settecento, potremmo dire, ma più che altro nella riscoperta della comicità, nell'ambito del teatro musicale primo novecentesco da parte di una serie di autori, potremmo dire maggiori, che nel volgere di circa un quindicennio, appunto, elaborarono, scrissero, produssero dei lavori immaginati, concepiti sui soggetti di Carlo Gozzi. Ne cito 4 in particolare, che sono quelli sui quali poi il ragionamento che segue andrà svolgendosi, e anche per darvi le coordinate cronologiche. Uno di questi fu la Turandot di Ferruccio Busoni, andata in scena a Zurigo per la prima volta nel 1917. Un altro fu L'amore delle 3 melarance di Sergei Prokofiev, anno 1918. Poi in ordine viene la Turandot di Giacomo Puccini, rappresentata per la prima volta alla Scala a Milano nel 1926, e ultimo di questa serie, non è l'ultimo dei lavori che si sono interessati a testi di Gozzi, però insomma in questa, diciamo, nell'ambito di questa dimensione è l'ultimo di interesse, la Donna Serpente di Alfredo Casella, rappresentata al Teatro dell'Opera di Roma nel 1932, esattamente un quindicennio giusto, quindi tra il 17 della Turandot busoniana in lingua tedesca e il 32 della Donna Serpente di Casella. Si potrebbe poi andare in questo stesso ambito a prendere tutta una serie di autori minori, ma insomma mi pare che nel discorso interessi abbastanza poco. E forse ecco un'altra avvertenza, l'ultima avvertenza preliminare, da parte dei musicologi questo terreno è stato battuto abbastanza, direi, negli anni tra 70 e 80 in particolare, con delle sistematizzazione critiche che per certi aspetti si potrebbero prendere per definitive. Quindi quello che io qui porterò è in qualche modo una sorta di visione sintetica che vorrebbe anche trarre partito da quelle sistematizzazioni di allora, di un trentennio fa, e cercando una sorta di nucleo comune, insomma, di questa drammaturgia alla Gozzi trasportata in ambito novecentesco. E allora, quindi il primo aspetto sul quale forse occorre soffermarsi è quali sono stati i valori, le istanze delle fiabe gozziane recepiti in ambito del teatro musicale primo novecentesco. Direi che sono sostanzialmente 3 che sono punti polemici della controriforma gozziana, che vengono letti, riletti o attraverso quasi una traslazione nel contesto primo novecentesco. Il primo è il disprezzo per il realismo del teatro borghese, che Gozzi appunto tentò di arginare nel suo tempo attraverso un teatro di maschere, di prodigi fantastici, e che gli autori del Novecento ripresero per certi aspetti con la medesima intenzionalità, cioè quella di arginare attraverso un teatro di maschere e di fantasia una invadenza, una ipertrofia della dimensione realistica, quale questa aveva assunto nel teatro appunto verista, naturalista di fine Ottocento ed inizio Novecento.
Un secondo punto polemico che viene in qualche modo riversato è la negazione del valore del concorso popolare, diciamo della popolarità, come elemento di giudizio, come elemento di approvazione o disapprovazione di un testo, di uno spettacolo. No, Gozzi mostrava che con soggetti assurdi e inverosimili si poteva comunque attirare concorso di pubblico a teatro e approvazione. Gli autori che ho citato non si preoccupano della popolarità, non si preoccupano del concorso di pubblico, intendono produrre una drammaturgia, come vedremo per certi aspetti si potrebbe dire sperimentale, un tipo di teatro sperimentale che va al di là delle ragioni del successo e della popolarità. E il terzo aspetto polemico, diciamo, che è insito nella drammaturgia di Gozzi e che ebbe forse ancora più valore nella drammaturgia novecentesca, è l'esito implicitamente straniante di un certo tipo di drammaturgia, appunto non realistica, non necessariamente deputata a stabilire una comunicazione diretta e empatica col pubblico, che alla fine, appunto, punta sulla, come diceva Gozzi, la forza dell'apparecchio, cioè la congerie di elementi che danno vita allo spettacolo, in funzione, diceva Gozzi, del meraviglioso. Ecco, ma nel meraviglioso c'è anche poi un elemento, appunto, di finzione, di inverosimiglianza, di estraneità, come si dirà poi appunto all'inizio del Novecento, e a partire da alcuni di questi lavori di Gozzi lo si potrebbe dire con un atteggiamento quasi premonitore, una funzione straniante che poi sarà di certo teatro brechtiano, di certo teatro politico, ma che in questo ambito poi incomincia a prendere le mosse. Soprattutto, ecco, su questo terzo punto ci sono alcuni elementi che occorre tenere in conto e che sono, diciamo, la funzione, la struttura composita delle fiabe gozziane dava adito almeno a tre elementi di interesse. Innanzitutto la permanenza di elementi tratti dal teatro all'improvviso, dal teatro dell'arte. Su questo i musicisti e i loro coautori, i librettisti, ragionano e da questo sono particolarmente attratti, ossia una struttura narrativa che ha un intreccio fisso e delle funzioni tipologiche dei personaggi. Se si fa un'analisi delle fiabe di Gozzi si scopre che, per esempio, nella quasi totalità ci sono una serie di figure fisse, di parti fisse, che rientrano nel ruolo dell'innamorato, dell'innamorata, in genere una doppia coppia, gli Zanni, anche questi in coppia, il Magnifico, il Dottore, cioè questa tipizzazione che attraeva nel primo Novecento proprio perché era priva di spessore psicologico. Viceversa però, su un'altra dimensione, la strutturazione, gli elementi qualificanti, gli elementi fondativi della rappresentazione all'improvviso da commedia dell'arte nelle fiabe trovano riscontro anche con la dimensione invece del racconto di magia, della favola di magia. Si potrebbe anche qui analizzare le fiabe per trovare tutte le funzioni tipiche della fiaba di magia i due livelli vanno intersecandosi. Teatro all'improvviso e fiaba di magia, secondo dinamiche le più diverse che potrebbero portare per esempio alla sovrapposizione. Che ne so, nella Donna Serpente, per esempio, il principe Farruskad, protagonista, e la principessa e la maga, la fata Kerestani, protagonista femminile, svolgono una doppia funzione che dal punto di vista del teatro dell'arte, quella appunto dell'innamorato e dell'innamorata, ma dal punto di vista della fiaba è quella dell'eroe e della principessa. L'eroe che svolge una serie di azioni, supera una serie di prove difficili per far sì che l'evento possa svolgersi e il fine positivo della fiaba possa realizzarsi.
Si danno casi però appunto di alternanza tra i due livelli, casi di indipendenza assoluta tra i due livelli, per esempio laddove le maschere svolgono delle forme quasi di siparietto a sé stante, che sono delle divagazioni rispetto alla trama principale. Un altro punto delle fiabe che attirò moltissimo i musicisti del primo Novecento è la contaminazione tra livelli linguistici e tra modalità di espressione. I vari registri, il dialetto, l'italiano discorsivo, la lingua poetica aulica, la commistione di prosa e di poesia, cioè questi elementi consentivano di immaginare un teatro al di là degli schemi non più rigidissimi, ma comunque insomma ancora fortemente normativi della librettologia, per esempio, della tradizione, della modalità di scrivere un libretto d'opera. In sintesi si potrebbe dire allora che il maggiore fattore di interesse per i musicisti fu appunto l'elasticità delle fiabe, la loro in qualche modo adattabilità, che consentì di dare risposte diverse a quello che ormai si presentava come un problema storico per gli autori del teatro d'opera, cioè quello di narrare drammaticamente una delle vicende che però si presentassero non sotto la vecchia forma del teatro drammatico, appunto, dell'accadere presente, come diceva Zondi, intersoggettivo, cioè di un teatro nel quale ciò che avviene sulla scena è presupposto come un atto vero che si verifica in quel momento e che si verifica e si rappresenta attraverso il dialogo, attraverso le relazioni tra i personaggi. Le fiabe di Gozzi diedero un repertorio appunto di situazioni che consentirono di immaginare delle soluzioni alternative a questa drammaturgia ormai considerata decaduta anche nell'ambito del teatro musicale. E a rileggere le dichiarazioni di musicisti che ho citato, di alcuni dei musicisti che ho citato, in merito a ciò che li ha attratti di queste fiabe di Gozzi, emergono proprio questi elementi. Vi cito soltanto alcuni passaggi. Ferruccio Busoni scriveva in proposito della Turandot. È un dramma fiabesco, non immaginabile senza musica, dove nessun elemento magico entra in azione, è alla musica che spetta il compito grato e necessario di rappresentare l'elemento soprannaturale e fuori dall'ordinario. Le maschere contribuiscono a questo effetto di narrazione soprannaturale fuori dall'ordinario e perché distruggono l'illusione che si tratti di un avvenimento reale. E poi conclude: questo continuo, variopinto alternarsi di passione e di gioco, di realtà e di irrealtà, di atmosfera quotidiana e di fantasia esotica è ciò che nella fiaba teatrale cinese di Gozzi mi ha affascinato di più. Quindi questo la congerie, diciamo, l'eterogeneità, l'ecletticità delle fiabe. Prokofiev l'anno dopo diceva la commedia di Gozzi, L'amore delle tre mele arance, che tra l'altro è un canovaccio, non una commedia stesa per intero, mi conquistò per la sua mescolanza di racconto, di commedia e di satira. Casella nel 1932 faceva discendere il suo giudizio della commedia da tutta una serie lunghissima di considerazioni un poco vecchie nel loro nucleo fondamentale, ma aggiornate, rapportate al contesto, che erano le seguenti. Cioè, Casella dice in sostanza: il teatro lirico è un fatto straordinario nella misura in cui non è reale, perché i personaggi cantano e non recitano, vecchio stereotipo che risale alle origini dell'opera in musica. Però ecco, lui ci aggiunge un dettaglio, o meglio, ne trae una considerazione particolare e speciale che tornava utile in quel contesto, cioè il teatro lirico, proprio perché si basa sul canto, è un teatro totalmente fantastico e quindi in questo totalmente fantastico si aprono degli spazi immensi per la musica, perché è la musica che crea la dimensione teatrale. E allora, per questo teatro totalmente fantastico, pienamente musicale, ma non wagneriano, cioè non debitore del musikdrama wagneriano, né debitore della tradizione del melodramma italiano o dell'opera verista, in questo spazio la fiaba di Carlo Gozzi, dice lui, mi interessò soprattutto per le sue straordinarie possibilità musicali.
quello stile grandioso, fantastico, fatto di eroismo barocco, di passioni drammatiche, di tragicità, di comico buffonesco e popolaresco, di vicende varie, infine tutte dinamiche, era veramente fatto per associarsi ad una musica melodrammatica, cioè nel suo lessico per diventare musica e quindi quasi per trascendere il teatro. Ora, ecco, ma questi presupposti, o se volete anche queste intenzioni progettuali, come si sono poi realizzate all'interno di una sorta di drammaturgia musicale gozziana primo novecentesca? Ma vorrei anche qui in sintesi, senza avere la pretesa di leggere le opere citate, andare a mettere in evidenza quelle che sono le qualità fondamentali di ciascuna di queste 4 opere. Partendo dall'Amore delle 3.000 arance di Prokofiev. Opera che Prokofiev scrisse diciamo nel contesto della ricezione del teatro gozziano fatto dalle avanguardie teatrali russo-sovietiche, diciamo, cioè nel periodo a cavallo tra gli anni immediatamente precedenti la rivoluzione sovietica e gli anni immediatamente successivi. Nell'opera di Prokofiev ebbe un ruolo fondamentale il regista Meyerhold, che non solo suggerì a Prokofiev di interessarsi di questo soggetto, ma glielo fornì anche in una traduzione, in un adattamento russo, che era stato tra l'altro pubblicato nel primo numero, anno 1914, della rivista fondata e diretta dallo stesso Meyerhold, intitolata, guarda caso, L'amore delle 3.000 arance. Quindi un testo al quale Meyerhold affidava una funzione programmatica molto forte in relazione a un'idea di teatro appunto moderno. E questa nel canovaccio, diciamo, gozziano, tradotto e trasformato da Meyerhold, c'è un elemento che spicca, che è un elemento originale, nuovo, moderno aggiunto, cioè Meyerhold aggiunge una sorta di prologo nel quale si fronteggiano 2 gruppi di personaggi che tra l'altro stanno disposti sui lati opposti della scena e quindi ingaggiano appunto da lati divergenti una sorta di disputa, che sono i commedianti realisti e i tragici elevati. Al centro poi Meyerhold mette anche il gruppo degli eccentrici, o potremmo dire dei buffi. Queste 3 entità rappresentano 3 modalità di teatro, insomma incarnano, no, l'idea del teatro tragico, del teatro comico, del teatro buffo, o se volete del teatro all'improvviso. Un aspetto che tra l'altro già nella commedia di Gozzi è presente, nella fiaba di Gozzi, nello scenario, cioè è prevista una alterco a 3 tra Clarice, che è stimatrice del teatro tragico, Leandro, un grande tifoso della commedia, e Brighella, che invece ama la commedia all'improvviso e la sua forza, diciamo, di teatro popolare. Meyerhold estrapola questa scena e la fa diventare una cornice di tutta la rappresentazione. Ecco, Prokofiev mantiene questo aspetto nella sua opera, anzi addirittura lo potenzia, nella misura in cui aggiunge altre tipologie ancora, i lirici, ossia coloro che, sono parole citate dal libretto, si aspettano nello spettacolo soltanto amor romantico, chiari di luna, teneri baci. Poi le teste vuote, cioè coloro che vanno a teatro soltanto perché attratti dai bei costumi, dal possibile gioco di doppi sensi, diciamo dalla volgarità, o dall'apparato esteriore dalla volgarità. E questi gruppi non solo incorniciano la commedia, cioè non solo partecipano al prologo, ma intervengono costantemente durante lo spettacolo, durante la rappresentazione della trama, quando sono in qualche modo evocati dalle situazioni che sono rappresentate. Direi appunto hanno un ruolo fondamentale nel creare delle sospensioni nell'illusione estetica, ammesso che con una favola come quella dell'amore delle 3.000 arance possa esserci un coinvolgimento diretto. E in questo modo creano uno spettacolo che si basa sulla discontinuità. Questa potremmo dire è la cifra fondamentale dell'amore delle 3.000 arance, derivato attraverso questo rapporto di gestazione dal soggetto stesso di Gozzi, una discontinuità che è sulla scena,
per ciò che si vede, ma che anche nella musica, la musica di Prokofiev è una musica spigolosa, continuamente frammentata, discontinua nella successione dei suoi stessi pezzi, dei suoi stessi numeri. Potremmo dire quasi un'applicazione appunto delle teorie formaliste, per cui una costruzione che in qualche modo straniante è rispetto al contenuto, no, viene attuata affinché questo contenuto possa diventare più evidente, possa essere colto in modo più netto. Ma il contenuto era appunto quello di una polemica in fondo contro il teatro, di un'opera che era essa stessa anti-opera, esattamente secondo quello che era stato il proposito di Gozzi, quando con L'amore delle tre mele arance aveva inteso fare una satira sul teatro realista del suo tempo, e diretta in modo specifico verso Goldoni e Chiari. Il caso delle due Turandot, quella di Busoni e quella di Puccini, è invece, o i casi, anzi si potrebbe dire, è quella di due opere divergenti tra di loro, a partire da una medesima fonte. Da una parte, nel caso l'opera di Busoni è orientata verso una organizzazione fortemente razionale, verso una riflessione sulla storia, sul passato. Era quello principio al quale Busoni aveva dato un nome, un'etichetta, proprio nel periodo immediatamente precedente alla realizzazione della Turandot, cioè nuova classicità, Junge Klassizität, e cioè l'idea di operare nel presente facendo una sintesi del passato, portandolo a compimento, a superamento nello stesso tempo, conquistando il nuovo ma con radici solidissime nella tradizione. Nel caso invece della Turandot di Puccini fu l'opera con la quale questo autore, forse il più noto e il più rappresentato tuttora di quelli che vado citando, con la quale questo autore compì una sorta di rivoluzione con la sua stessa poetica, o se volete l'ultimo passo di un'evoluzione della sua stessa poetica, partendo però da una drammaturgia che aveva un fondamento fortemente realistico. Ecco, nel caso della fiaba di Busoni, gli elementi che vengono messi in evidenza sono soprattutto quelli della essenzialità. Busoni sfronda moltissimo della trama goziana, dell'evidenza che viene assegnata alle maschere della commedia dell'arte con i loro tratti tipologici. Tartaglia è balbuziente, Pantalone si esprime in dialetto veneziano, è loquace all'inverosimile, Truffaldino è un eunuco petulante, cioè insomma mantengono i loro tratti e li manifestano anche nella connotazione musicale. Elimina completamente personaggi di contorno, però ci aggiunge un personaggio nuovo, la regina madre di Samarcanda, ossia la madre della vittima, diciamo, dell'ultima vittima di Turandot, quella la cui esecuzione si vede effettivamente sulla scena, e gli dà una tinta esotica, una tinta orientaleggiante. A Busoni serviva per creare appunto una gamma ancora più ricca e composita di tratti stilistici. Ma poi, ecco, soprattutto diffonde su tutto una sorta di aura di settecentismo che prende soprattutto prende da due elementi, dalla commedia dell'arte, certo, ma in particolare dalla tradizione tedesca dell'opera di magia, dell'opera fantastica. Il suo modello, lo dichiarerà qualche anno più tardi, è il flauto magico di Mozart, che lui intende come l'opera più educativa, spettacolare, sociale, divertente che la storia abbia mai prodotto. E allora ci sono vari stilemi settecenteschi, certo, ci sono marce, gavotte, ci sono pezzi in stile da opera seria, e ci sono poi anche riprese di modelli specifici. Ne cito soltanto due, non riesco a farveli ascoltare perché poi il tempo è tiranno, ma si possono ritrovare facilmente, potreste a vostra volta oggi andare alla ricerca e completare con l'ascolto la parte sonora queste suggestioni. Ci sono almeno due momenti che sono quasi dei rifacimenti appunto di passi del flauto magico. All'inizio dell'opera Calaf canta un arioso,
quindi un brano lirico, avendo in mente il ritratto di Turandot, e questo è proprio come gesto scenico, prima ancora che musicale, è una citazione quasi letterale dell'aria che Tamino canta all'inizio del Flauto Magico, appunto sul ritratto di Pamina. Turandot canta un recitativo e aria nel momento chiave, cioè dopo che è stata sconfitta, dopo che gli indovinelli sono stati risolti, che ha l'impianto di un'aria di bravura, e anche questa fa pensare, la presenta come personaggio sovrumano, inaccessibile, e anche questo fa pensare all'aria della Regina della Notte del Flauto Magico. Quindi per Busoni settecentismo da una certa parte e mozartismo in particolare diventavano le cifre di una acclimatazione moderna, potremmo dire, della fiaba di Gozzi, però ricostruita come divertimento teatrale astratto. Erano una sorta di diaframma che consentiva di non immedesimarsi nel racconto, a lui stesso come compositore, quindi, e di tenersene distaccato all'esterno. Il caso di Puccini invece è completamente differente. Puccini dichiara fin dall'inizio, e lo dichiarano anche i suoi collaboratori, uno dei quali appunto è proprio Renato Simoni, ed è il primo a fare questa dichiarazione, almeno a vedere dall'epistolario pucciniano, che la chiave di lettura, ecco, della Turandot è quella della umanizzazione del personaggio. Simoni che dice che appunto la cifra attraverso la quale loro potevano lavorare era quella, giocare sulla inverosimile umanità del fiabesco. Certo, anche se volete è un altro degli elementi che viene da Gozzi, il quale aveva appunto scritto Turandot pensando di rispondere così alle critiche di coloro che dicevano che il suo teatro in fondo era freddo, era privo di umanità, era un teatro in cui non c'era una tensione etica, una tensione morale, e Turandot nasce in risposta a questa critica. È una fiaba, è piena di inverosimiglianze, di trasformazioni, ma nello stesso tempo ha una finalità morale, ha una finalità etica, propone un modello diciamo di comportamento, se non altro da evitare. E su questa falsariga poi continua anche Puccini spessissimo nelle sue considerazioni sull'opera, appunto insistendo sul concetto di commozione, di umanità del personaggio, fino alla lettera famosissima, no? Nella quale prefigura quello che sarà avrebbe dovuto essere nelle sue intenzioni il duetto finale, che lui non riuscì a scrivere appunto perché la vita non gli diede, la malattia non gli diede il tempo per arrivare a tanto, ma che avrebbe voluto fosse carico addirittura di una tensione erotica, qualcosa di più del duetto d'amore d'opera, cioè avesse una concretezza anche fisica, per significare in questo modo appunto la trasformazione della figura di Turandot in donna, da essere assessuato e astratto in creatura umana di vibrante femminilità. Certo, per arrivare a questo, il soggetto della Turandot presentava al mondo, alla sfera intellettuale, diciamo così, o drammaturgica pucciniana, tutta una serie di difficoltà che dovette risolvere. C'erano le maschere, e lui aveva sempre lavorato con personaggi che fingono di essere veri. C'era una protagonista che è appunto in fuga, potremmo dire, patologica delle sue emozioni, e lui aveva lavorato sempre invece con delle figure femminili che le proprie emozioni le vivevano fino in fondo, le vivevano pienamente. C'era un protagonista maschile che si presentava come potenziale eroe, e lui aveva lavorato sempre invece con dei personaggi maschili che erano l'antieroe, se non altro soccombenti, ripiegati su loro stessi. Risolse poi alla fine il problema dando una connotazione quasi di figura tragica alla principessa Turandot, che diventa appunto l'esecutrice di una missione, quella di vendicare tutti i pretendenti vendicare un torto antico nei pretendenti maschi, quindi una figura mitica per certi aspetti. Fece diventare tenore eroico il principe Calaf e trasformò le maschere facendole diventare un punto d'osservazione, non più maschere, ma appunto dignitari di della corte imperiale, che diventano un punto di osservazione sulla vicenda, un po' disincantati, ironici, anzi molto cinici molto spesso, secondo una prospettiva che era
aveva appreso in fondo da una parte del teatro italiano di prosa contemporanea, soprattutto quella del grottesco, no? del teatro che commenta se stesso mentre si svolge. Ma poi, ecco, mise al centro di tutta l'opera il problema della metamorfosi, cioè della trasformazione della protagonista. Una metamorfosi che è astratta, totalmente impersonale, che è priva di implicazioni psicologiche. No, avviene con un passaggio, potremmo dire, dal bianco al nero, da un prima a un dopo, senza che si frappongano un tempo, si frapponga un'azione tra questi due eventi. Quindi la Turandot che è simbolo della crudeltà, che, come dice lui, nella esaltazione amorosa della scena finale diventa una donna autenticamente innamorata. E per fare questo ripensò un poco la struttura della fiaba goziana, inventando un personaggio che è quello della piccola, della giovane Liu. Liu è l'antagonista, o meglio, è l'alter ego, è l'alterità rispetto a Turandot, cioè Liu è il capro espiatorio, è colei che si sacrifica per l'uomo che un tempo ha amato, e quindi l'opera gioca su queste due polarità, la donna crudele e la donna generosa. E da queste polarità ne discendono tutta una serie di altre polarità che permeano di sé tutto lo spettacolo. Non so se avete mai pensato a questo dualismo protratto, ma c'è il tramonto che incornicia il proclama della legge sanguinaria di Turandot all'inizio dell'opera, e c'è l'alba dorata, così è definita alla fine, quindi tramonto, oscurità e luce. C'è la luna alla quale Turandot è assimilata, amante smunta dei morti, appunto. Turandot e la luna sono in piena similitudine, e c'è il sole che è vita, eternità, luce del mondo, lo si evoca alla fine nel libretto. C'è il fallimento del principe di Persia e c'è il successo invece del principe ignoto Calaf. C'è la scalinata dalla quale Turandot discende, man mano pronuncia i propri indovinelli, non sempre viene realizzato così scenicamente, ma nella drammaturgia iniziale così era pensato, e c'è la medesima scalinata sulla quale invece Calaf sale alla fine, quando nell'ultima scena la raggiunge. C'è il corpo di Turandot che è detto gelido all'inizio, più volte, l'amante smunta dei morti, fredda, e ci sono le mani brucianti, anche queste parole effettive del libretto, con cui il principe stringe nell'amplesso la principessa alla fine. C'è la prospettiva di morte, il sentimento, insomma, diciamo, su queste polarizzazioni viene ricostruita e composta integralmente la trama. E anche la musica si dispone per blocchi compatti. Puccini per la prima volta compone un'opera che è una sorta di catalogo di stili, di modalità. La modalità dissonante, tutta la scena degli enigmi, l'inizio dell'opera, la presentazione di Turandot. La modalità invece, potremmo dire, esotica, la presentazione di Turandot, il dialogo tra l'imperatore e il principe Calaf, esotismo di effettivo, cioè su musiche effettivamente orientali, cinesi, esotismo inventato, ma è un colore, una trama, cioè sono zone della costruzione della partitura di quest'opera che hanno un'evidenza scenica. E poi c'è lo stile pucciniano, come si dice, cioè la melodia sentimentale e patetica, tutto l'episodio del suicidio di Liu, tu che di gel sei cinta, le grandi arie di Calaf, quelle che tutti citano e cantano, nessun dorma, non piangere Liu, cioè sono momenti che costituiscono un colore all'interno dell'opera. E forse per la prima volta, c'era stato il trittico prima, forse per la prima volta Puccini riesce a pensare una grande opera nella quale appunto non c'è una continuità narrativa da un punto di vista musicale, ma ci sono dei segmenti di colore che si intersecano uno con l'altro. E fu appunto questo modo di comporre su delle tipologie, diciamo per contrapposizione tipologiche, fu forse il portato ultimo e definitivo che Puccini diede alla modernità, cioè fu sicuramente un tipo di teatro che esce dalla dimensione naturalista, realista del teatro di fine Ottocento. Due notazioni anche sulla Donna Serpente e poi chiudo, ma veramente brevi. La Donna Serpente è, in quanto ultima, è stato un testo che ha raccolto molte di queste sollecitazioni, cioè in essa si trovano casella
riprende alcuni dei tipi, potremmo dire, di drammaturgia che ho citato. Per esempio, il rapporto appunto giocoso, astratto, col quale si coniuga fiabesco e gioco scenico, che era già stato tentato di Busoni. Per esempio, la focalizzazione sulla metamorfosi del personaggio, quindi non sull'evoluzione in senso psicologico, che già era stata al centro dell'opera di Puccini. E poi, soprattutto, la contaminazione stilistica. Casella e il suo librettista Cesare Vico Ludovici su questo giocano veramente a tutto campo, nel senso che l'intertestualità, potremmo dire, presente a tutti i livelli in questo testo è altissima, e Casella riproduce, imitando ricrea appunto vari stili, per cui abbiamo influenze da Handel, da Scarlatti, cioè da opera del primo Settecento, ci sono influenze rossiniane evidentissime, ci sono tracce verdiane, soprattutto del Falstaff, che lui amava moltissimo, ci sono tracce degli autori russi, soprattutto del Gallo d'Oro di Rimsky-Korsakov e poi di Petrushka di Stravinsky, cioè c'è una specie di catalogo, potremmo dire quasi, di modi, di modalità drammaturgiche che Casella mette insieme. Vi cito, e cito soltanto descrivendole in parte sul libretto, ma insomma il brano al quale Casella sul quale faceva molto affidamento per il successo dell'opera. In realtà nel 1932 questo brano fu addirittura fischiato, non compreso dal pubblico. Comunque è un lamento, cioè un monologo, che è cantato dalla protagonista Miranda all'inizio dell'atto terzo. Non so se avete presente il meccanismo della vicenda. Miranda, nata fata che resta ni, vuole diventare donna, vuole provare esperienze umane, e quindi ottiene questa metamorfosi, però con un avvertimento: potrà rimanere tra gli uomini per un certo lasso di tempo, una serie di anni più un giorno, e rimarrà in eterno se in quell'ultimo giorno l'uomo che ama non la maledirà. Lei però dovrà fare il possibile in quell'ultimo giorno per farsi maledire, cioè dovrà compiere delle azioni riprovevoli, esecrande, affinché, se resisterà l'uomo che l'ama, il principe Farruskad, allora rimarrà donna per sempre. Evidentemente Farruskad non ce la fa, soprattutto nel momento in cui la Miranda scaglia contro la sua gente, contro il suo popolo, scaglia un esercito che lo distrugge, eccetera. Quindi Farruskad maledice che resta lì, fine dell'atto secondo. All'inizio dell'atto terzo siamo nel momento in cui si sta compiendo la trasformazione, la donna diventa serpente, non ritorna ad essere principessa, ma diventa serpente. Inutile dire che poi Farruskad supererà 3 prove magiche e quindi il serpente ritornerà ad essere donna e tutti vivranno felici e contenti. Di fronte ai propri figli e di fronte al principe Farruskad, appunto, Miranda, così è il nome della principessa Kerestani, una volta diventata donna, va lentamente trasformandosi in serpente. Questo non si vede in scena, il sipario è calato, l'orchestra è al buio perché non suona, quindi anche le luci sui leggii degli orchestrai devono essere spenti, il buio in sala deve essere totale, non si deve vedere nulla e tutto quello che si sente deve provenire da un luogo indefinito e arcano. E allora, ecco, questo è un brano straordinario, proprio dal punto di vista di della intertestualità, diciamo, che lo percorre. Il libretto, vi leggo soltanto il primo intervento, scusate, il brano poi è così costruito, ci sono interventi di Miranda che lamenta appunto e c'è un coro che, anche questo interno, non visibile, che commenta gli interventi di Miranda. Vi leggo solo il primo di questa serie di interventi e capirete benissimo che cosa intendo, senza starne a fare un'analisi. Così canta Miranda: vaghe stelle dell'orsa, etra solingo, astri del cielo in corsa eterna, cuore dell'uomo ramingo all'avventura, fallace raggio della spenta luna, acque serene delle fonti, chiare acque, niti arene, e vette nitidissime dei monti, e arcane solitudini del mare, mirate ormai. E così poi andrà avanti tra echi leopardiani, petrarcheschi, a non finire.
La musica, anch'essa, il compositore gioca anche lui allora con una serie di citazioni, perché fa cantare Miranda senza accompagnamento e lo fa cantare alla maniera del lamento dell'opera seicentesca. È un canto privo apparentemente di una sua forma, no, è un puro canto. Il coro interviene come se fosse un coro di carattere madrigalistico, ma moderno, cioè anche questo coro a voci scoperte. Tra il solista e il coro ci sono degli interventi di trombe, piatto sospeso, tam tam, cioè una con sonorità che sono secche, nitide, nette, quindi molto moderne. Ecco, nell'insieme ne esce un brano che attraversa lo specchio di una serie piuttosto ampia di connotazioni e che è quasi lo specchio, ecco, della modalità di Casella di comporre quest'opera e di recepire il teatro di Gozzi. Si potrebbe dire che la drammaturgia alla Gozzi suggerisce a Casella un tipo di teatro in cui non è la musica a risolvere, come dire, a dar corso e a realizzare delle situazioni drammatiche, ma sono le situazioni drammatiche, e questa ne è un esempio, che risolvono dei problemi costruttivi che sono di tipo strettamente musicale. Cioè questa scena, la scena del lamento di Miranda, potrebbe anche non stare in un'opera, ma è una composizione strettamente musicale che si adatta a un contesto operistico. Allora, per concludere, ma è una conclusione se volete provvisoria o se volete anche un po' riduttiva rispetto agli elementi che erano in campo, si potrebbe dire che la drammaturgia alla Gozzi nel primo Novecento, indipendentemente da Carlo Gozzi, diciamo quasi trascurata in quanto figura dei musicisti, ha generato delle opere di ricerca, che però raramente sono diventate opere di repertorio. La Donna Serpente, pensate, è stata rappresentata per l'ultima volta nel 1982 al Teatro Massimo di Palermo. Da allora non è mai più andata in scena ed erano più di 20 anni che non andava in scena ed era stata rappresentata nel 1932, poi nel 1942, una o due volte negli anni 50. Quindi diciamo in pochi hanno avuto la possibilità di vederla, no? Le rappresentazioni sono meno di 7-8 nel corso da quando l'opera è nata. In questo senso, in quanto elemento che genera opere di ricerca, il teatro di Gozzi si è dimostrato estremamente funzionale proprio perché agile, fungibile per i musicisti in un momento in cui l'opera diventava un problema. La tradizione ingombrante dell'opera l'aveva reso un problema e proprio per la sua eterogeneità ha consentito una eterogeneità di realizzazioni. Per un capriccio, se volete, della storia, però si è dato il caso che il teatro di un conservatore intransigente e irriducibile è diventato il punto di partenza invece di una sperimentazione verso la modernità, con un ribaltamento totale di prospettiva, ma possibile appunto proprio perché si è ignorato il contesto nel quale quel teatro era nato e le motivazioni per le quali erano nate, ed è diventato essenzialmente motivo di ispirazione drammaturgica astratta. Questa relazione è stata ascoltata da noi, credo, da un lato con piacere e da un altro lato invece con sofferenza. Con piacere per tutte le cose interessanti e nuove che abbiamo udito e imparato, con sofferenza perché ha destato in noi un desiderio tormentoso di musica che certamente cercheremo poi di soddisfare come ci riuscirà. Se posso darvi una traccia in quello che ormai è come si potrebbe dire, l'enciclopedia di tutto quello che noi possediamo da un punto di vista sonoro e visivo, cioè in YouTube, esiste una bella realizzazione parigina del 2006 dell'Amore delle tre melarance, in lingua francese, perché nata in lingua russa in realtà Prokofiev poi ne fece una versione anche in francese, e questa è godibilissima, è quel gioco di personaggi che esterni alla storia, che entrano costantemente alla storia, è messo in scena perfettamente. Ma si trova anche la Donna Serpente, si trova anche Turandot. Sì, tutto si trova, in particolare appunto per un felice, così per una felice coincidenza,
Pochi giorni fa Rai 5 ha trasmesso un concerto sinfonico in cui è stata eseguita la suite sinfonica di Prokofiev, Dall'amore delle tre mele arance, che è tuttora credo recuperabile dal sito Rai, e dove si capisce che la musica va per conto suo, in fondo il libretto poi addirittura è totalmente trasceso. Interessante anche questo rimbalzare di Renato Simoni da una parte all'altra di questo tavolo, perché forse qualche merito hanno anche i librettisti, perché il libretto della Turandot di Puccini è un'opera, mi pare che il collaboratore fosse Adami, mi pare, insomma, ecco, e quindi c'è anche un testo letterario riscritto da due abili librettisti. E ora la volta della professoressa Cappelletti, che vedo ha preso già posto e che ci parlerà dei fogli periodici per una polemica, i fratelli Gozzi e Pietro Chiari. Prego. Grazie mille. Grazie, ringrazio anche l'Istituto Veneto per avermi coinvolto in questo bel convegno. Io purtroppo vi distolgo da questo meraviglioso clima musicale tra Simoni, Puccini e Prokofiev per portarvi invece in un ambiente più settecentesco legato alle polemiche che coinvolgono da una parte Gasparo e Carlo Gozzi e dall'altro quello che era ai tempi uno dei commediografi forse più famosi, ovviamente dopo Goldoni, e mi riferisco a Pietro Chiari. Secondo chi ama queste cose? La sera del 19 gennaio del 1765 i veneziani accolti nel teatro Sant'Angelo poterono finalmente riconoscere l'abate filosofo, si riferisce ovviamente al Chiari, in un grottesco personaggio della Oggelin Belverde e ridere alle sue spalle. Chi avrebbe detto allora che nel 72 Carlo Gozzi si sarebbe indotto anche lui a scrivere una principessa filosofa, un drammaccio dal soggetto, dal titolo e dalla fattura tutta chiariana. Tale miracolo compirono i begli occhi civetuoli della comica Ricci. Con queste parole Giambattista Marchesi, in un saggio sui romanzi settecenteschi rimasto per anni pionieristico e fortunatamente negli ultimi 20 anni integrato con molti lavori più specifici, lo studioso sembra volere qui quasi concedere al Chiari una sorta di palma della vittoria non solo morale sul rivale Carlo Gozzi, reo, per questioni non propriamente letterarie, di essersi piegato lui pure, dopo anni di accese polemiche, alle mode teatrali e romanzesche imposte in Laguna proprio dall'abate Chiari. In realtà non manca, a mio parere, nemmeno in questa commedia della principessa filosofa una critica a chi, come il Chiari, spacciava libri di filosofia a buon mercato, tanto per intenderci, a chi, per usare le parole della Marfisa Bizzarra, spacciava pistolone in versi matte, chiamate filosofia per tutti, cioè quella raccolta di lettere che traduce il Chiari, appunto. Il pentimento all'uso dal Marchesi, che in questo caso sembrerebbe vestire i panni un po' anacronistici dell'ultimo difensore del Chiari, in realtà non sembra esserci stato da parte di Carlo Gozzi. Infatti, a differenza di quanto accade per Goldoni, con cui Chiari poi si riconcilierà, nel caso di Carlo Gozzi non cangiarono le sfere, terre ed oceani, monti e riviere, eppure le cose umane che annoierebbero senza cangiare restarono tediosamente immutate e le vicende che videro protagonisti Chiari e Gozzi schierati su due fronti diversi non cambiarono in alcun modo. La distanza fra i due letterati rimane ben radicata, anzi fra i tre letterati bisognerebbe dire, perché vedremo ci sarà un coinvolgimento diretto anche di Gasparo. E i motivi di questa lunga querela che coinvolge Chiari e fratelli Gozzi spero di riuscire a illustrarveli attraverso alcuni punti salienti della vicenda. Cominciamo dal principio. I primi germi dell'antichiarismo dei fratelli Gozzi dovrebbero essere rintracciati, secondo me, in quelle adunanze granellesche
che appunto vedono protagonisti proprio Gasparo e Carlo Gozzi, l'Accademia dei Granelleschi che è attiva a Venezia dalla fine degli anni 40, anche se, come sostiene Caterina Cavallari in un saggio datato ma ancora utile, in realtà entra in gioco l'Accademia dei Granelleschi solo più tardi, nel 1757, data di pubblicazione della Tartana degli Influssi per l'anno bisestile 1756. Però alcuni dei Granelleschi, alcuni degli accademici di questa strana accademia, compaiono qua e là nelle dispute tra chiaristi e goldoniani, di cui rimane una fitta documentazione nelle carte del Codice Ciconia 2935, dedicato alle composizioni uscite sui teatri, commedie e poeti nell'anno 1754 in Venezia, manoscritto che è stato studiato e in parte pubblicato sia dall'Ortolani e poi da Paolo Bosisio. Tra le commedie in gara nell'anno 1754 figurano anche il filosofo inglese di Goldoni e il filosofo veneziano del Chiari. Tra i molti che parteggiano e difendono Chiari, noi troviamo il veneziano Giorgio Baffo, che appunto scrive una feroce satira antigoldoniana a cui risponde Gasparo Gozzi, che pur senza schierarsi apertamente contro il Chiari, allude alle situazioni improbabili e bislacche che egli mette in scena. Cito brevemente: vedremo in 3 ore un puto nato in cuna, cresù, fatto terror dell'ottomana luna, liberator del padre in oscura presona. Perdonate il pessimo veneziano. Ciò nonostante, se possiamo tenere fede a quanto dichiara Carlo Gozzi nelle Memorie Inutili, i Granelleschi non presero mai direttamente parte, prima del 1757, al fiorente scambio di libelli e di ingiurie che circolavano tra le due avverse fazioni, tra i sostenitori del Chiari e di Goldoni. Scrive infatti Gozzi: una tempesta di commedie, di tragicommedie, di tragedie ammassi di imperfezione, poste in scena a gara e a furore, successivamente da quei due geni dell'incoltura, e un'influenza sterminata di volumi, d'opere teatrali, di romanzi, di lettere critiche, di poemi, di cantate, di apologie, dei due guastator coi quali inondavano la città di Venezia, sbalordì, tenne occupati e sviò da ogni regolarità e dal buonsenso tutta la gioventù. La sola nostra allegra società granellesca si tenne monda dall'andazzo epidemico goldoniano e chiarista. Solo qualche anno più tardi, dicevamo, nel 1757, Gozzi e Granelleschi vennero implicati in questo affaire tra goldonisti e chiariani o chiaristi con la pubblicazione della Tartana per gli Influssi, presentata sotto forma di almanacco e redatta nella finzione letteraria da un amico defunto del Gozzi, appunto, un cervello balzano e misantropo, di cui il Gozzi dice di farsi solo editore e prefatore. In anni successivi invece rivendicherà proprio la paternità di quest'opera. L'opuscolo polemico intende, senza mezzi termini, sbaragliare i nuovi sciupatori di calamai, che si arrogano il titolo di riformatori e restauratori del teatro. Scrive Gozzi: gridan le genti, il teatro è risorto, nuovi Molière son nati al calamaio, io sto piangendo per il teatro morto. Nel tono polemico con cui Carlo tratta i novelli Molière, però, vi è un discrimine non irrilevante. Mentre Chiari è sempre redarguito come plagiario, tanto da essere soprannominato saccheggio, a Goldoni è riconosciuta quantomeno una grande originalità poetica. Nell'irriverente Tartana, Gozzi dimostra di aver ben compreso almeno 2 punti nodali delle gare teatrali che in quegli anni appassionano i veneziani. Per prima cosa la capacità che hanno i due contendenti di sfruttare la loro rivalità per un vantaggio economico. Così, tenendo il popolo in puntiglio, trea quei 2 ciurmani un buon guadagno. L'almanacco, poi, è anche una testimonianza del successo di pubblico che i 2 commediografi in quegli anni riscuotono a Venezia, che si traduce anche, ovviamente, in un successo economico non solo per gli impresari, ma anche per i librai che pubblicano le loro commedie.
tanto che Gozzi suggerisce al suo stampatore, tra l'ironico e il polemico, di pubblicare la sua opera sotto il nome di uno dei due contendenti, con la certezza di un immediato smercio dei volumi. Spaccia fra le altre due questa bugia, di che è del Chiari o del Goldoni e che ella è scritta in versi martelliani, che importa questo e quel vero non sia, vedrai volerlo a costo dei polmoni, da uno stormo di eruditi veneziani, che scotendo le mani diranno grand'uomo, gran verso, gran sentenza, fallo e vedranne bella esperienza. Goldoni mostra apertamente di non gradire gli attacchi di questo libello polemico, mentre il Chiari, forse anche bene consigliato da qualche amico, preferisce evitare di entrare nella polemica e non esprime nessun giudizio. Lo stesso Gozzi, peraltro, ci riferisce delle reazioni dei due commediografi in un sonetto che verrà inserito nel 1761 nei versi degli accademici Granelleschi, appunto, ma che forse è composto anche qualche anno prima, a ridosso appunto dell'uscita della Tartana. Grida il Fegeo, ovviamente nome arcadico di Goldoni, e il Chiari che Tostassi e Pellunario non mena tempesta. Per qualche tempo le beghe tra Chiari e fratelli Gozzi sembrano sopirsi, gli attacchi farsi meno violenti, anche se tra le composizioni poetiche apparse negli atti degli accademici Granelleschi del 61 potrebbero esserci alcuni sonetti riferibili a composizioni precedenti al 61 che forse circolavano, come era uso nel Settecento, manoscritti appunto nell'ambiente dell'Accademia dei Granelleschi e poi diffusi anche pubblicamente, ma sempre in forma manoscritta. Il punto nodale della polemica tra i fratelli Gozzi e Pietro Chiari avviene attraverso le pagine della Gazzetta Veneta. In particolare, nel 1761 Gasparo, che fino a quel momento era rimasto estraneo alle questioni che riguardavano appunto i teatri, si ritrova invece a rinvigorire questa polemica con il Chiari proprio dalle pagine della sua Gazzetta. In data 11 ottobre, infatti, si legge la lettera, la missiva di un anonimo, uno dei tanti lettori che invia al giornale delle lettere. In realtà noi sappiamo che queste lettere sono tutte opera di Gasparo Gozzi, che finge appunto di ricevere delle lettere a cui poi risponde. In questa lettera vengono sottoposti alcuni dubbi in merito a un prologo recitato qualche sera prima presso il Teatro San Giovanni Grisostomo, dove Chiari era appena ritornato insieme alla compagnia di Medebach. Questo prologo, che faceva appunto da introduzione alla commedia La notte critica e a tutte le rappresentazioni dell'anno, si apriva con la fortuna che illustrava come a capriccio ella estraesse da un'urna le sorti umane, immagine per vera non particolarmente originale da parte del Chiari. La cosa originale invece era l'arrivo in scena di due altri personaggi, Apollo e la personificazione della città di Venezia, che chiedevano alla dea bendata di intercedere e di donare i suoi favori a una famigliola comica e a un misero vate umile, quindi a una compagnia di comici e al loro poeta, nella fattispecie appunto il Chiari, perché la messa in scena della nuova commedia avesse un buon risultato. La fortuna inizialmente chiedeva a Venezia di scegliere se voleva fatti favorevoli per la notte o per il giorno, perché le leggi che la regolavano imponevano che non potesse essere l'intera giornata favorevole, ma solo il giorno o la notte. Grazie all'intercessione di Apollo, la fortuna si convince a chiedere una deroga al fato e a concedere 24 ore fortunate ai comici e al poeta, in maniera tale che potessero finalmente trionfare, solo a patto però che la fortuna, estraendo da quest'urna le varie carte, estraesse appunto questa deroga che aveva inserito. Scuote il bussolotto, pesca a caso una polizza e ne esce appunto questa deroga per avere 24 ore felici. È il solito guazzabuglio chiariano che non piace ovviamente ai fratelli Gozzi, come non piace probabilmente la sguaiata captatio benevolenze con cui il poeta si rivolge alfine al pubblico.
perdono d'una comica penna al primo volo, se rade forse il suolo, onde col tempo, acquistando da voi forze novelle, si levi ardita a sorpassar le stelle. Così Chiari chiedeva appunto al pubblico benevolenza per la sua nuova tragedia, per la sua nuova commedia. Sono vari i dubbi sollevati, in particolare questo finto lettore della Gazzetta si domanda se sia mai possibile mettere in scena contemporaneamente la personificazione del giorno e della notte, se sia degno di chiedere alla fortuna appunto un fato felice per dei comici, se sia prudente ad esempio finire un verso con o vincitrice o vinta, e se sia possibile che la fortuna, pescando a caso da un'urna dove ci sono molte carte che sono state mescolate, possa veramente riuscire ad estrarre al primo colpo la carta con ciò che si voleva estrarre. Così si innesca la polemica. Il Chiari decide di rispondere a questi 5 dubbi scrivendo al gazzettiere e Gozzi pubblica la lettera, mostrandosi in qualche modo anche abbastanza liberale. Chiari non ha delle giustificazioni convincenti, si rifà all'autoritas degli antichi, dice che il lettore che solleva questi dubbi dovrebbe leggere le Metamorfosi di Ovidio, dovrebbe studiare maggiormente i classici, rigorosamente tradotti però in italiano perché presume non conosca il greco e il latino, e poi promette di dare una dettagliata spiegazione di tutti questi casi in un opuscoletto che andrà a stampare a breve. Ne dà il titolo Sul genio e sui costumi del secolo corrente, operetta che finge tradotta dal francese, da un anonimo francese, in cui appunto darà conto di come sia possibile tutto ciò che lui ha messo in scena in questo prologo. Il lettore anonimo che solleva i primi 5 dubbi non è per nulla convinto, scrive altre lettere, addirittura Gozzi a un certo punto si finge scocciato, dice di non voler più pubblicare i dubbi visto che l'ultima lettera ne contiene addirittura 86 e la Gazzetta dovrebbe essere totalmente dedicata a dirimere questi dubbi tra Chiari e il presunto lettore. Anche nei versi dei Granelleschi troviamo traccia di questa polemica. Solitario, che è il nome accademico di Carlo Gozzi, in un complimento che doveva recitarsi per i comici del teatro di San Samuele l'ultima sera di Carnovale dell'anno 1761, allude al prologo del Chiari: questa è l'ultima notte, ascoltatori, cortesi ascoltatori del tedio vostro, e il rimando al prologo è sottolineato dal riferimento proprio alla fortuna che cambia le proprie regole. Fortunati abbastanza allor saremo, senz'urne e notte e giorno e sole e luna. Gioca appunto su questa presenza dell'urna e sulla messa in scena della personificazione del giorno e della notte. Le critiche di Gasparo dalle pagine della Gazzetta non conoscono requie. Archiviata la questione del prologo, nel numero 86 del giornale, il gazzettiere si fa beffe delle rappresentazioni autunnali di 2 tragedie del Chiari, l'Elena rapita e la rovina di Troia, appartenenti a una tetralogia tratta dall'Eneide, di cui Gozzi dice appunto, rileva tutte le incoerenze del caso e conclude sostenendo che con le sue pièce Chiari ha fatto a brandelli il capolavoro virgiliano. Il 1761 si apre con la pubblicazione di un'operetta in difesa appunto del Chiari. Non è direttamente di Pietro Chiari, ma è di un suo amico e allievo, Placido Bordoni, veneziano, che nel Nuovo Segreto per farsi immortale un poeta sulle gazzette, lettera di NN scritta al signor Abate Chiari, spiega l'impossibilità di trovare una soluzione alle dispute tra il Chiari e gli accademici, ivi inclusi quelli che finiscono poi col fare i gazzettieri, poiché essi hanno una loro idea di poesia e non sanno concepire altro che quella, e quindi non sono aperti a nuove proposte poetiche. In questo tourbillon di scritti poetici non mancano peraltro le ottave del solito accademico granellesco, questa volta Giuseppe Cherubini, il destro, che compone appunto delle ottave contro l'autore del Nuovo Segreto. Quindi la bega coinvolge sostenitori del Chiari e amici dei Gozzi,
ma torna ad essere invece un affare a tre con la stampa delle riflessioni sul genio e sui costumi del tempo che Pietro Chiari pubblica a metà dell'anno 1761, quando ormai è già lui il redattore della Gazzetta Veneta in sostituzione di Gasparo Gozzi, e quindi può contare sull'appoggio questa volta della Gazzetta, essendone lui il compilatore. A questo punto però Carlo Gozzi interviene in difesa del fratello, che appunto non può più utilizzare la Gazzetta per rispondere al Chiari, e pubblica un'operetta che riprende nel titolo, quella del Chiari, i fogli sopra alcune massime del genio dei costumi del secolo dell'abate Pietro Chiari, e contro ai poeti Nuñez dei nostri tempi. Poeti Nuñez che nome che riprende il Gozzi dal romanzo di Gil Blas, poeta appunto questo Nuñez improvvisato, che in realtà, non trovando di meglio per tirare a campare, capisce di poter trarre del guadagno nel fare il poeta e nello scrivere romanzi e commedie. La figura corrisponde abbastanza bene con quella del Chiari. Già dalle prime pagine si evince la vena satirica dell'autore, che si mostra rammaricato per l'amico bresciano. Duolmi il Celsallo, che buon scrittor non siate, e non poter cambiare in bene per conto vostro il male che faceste scrivendo. Nonostante queste finte buone intenzioni, Carlo Gozzi da subito dichiara che Pietro è un tristo poeta. Ma forse ciò che deve aver maggiormente indispettito il Chiari è l'accusa di essere un cattivo traduttore, che ha storpiato l'originale francese, togliendo per esempio tutte le accuse contro le cattive commedie, i cattivi romanzi, quelli appunto che scrive il medesimo Pietro Chiari. La verve gozziana in questo caso coglie perfettamente nel segno, tanto che ricorderà lo stesso Carlo Gozzi nelle Memorie inutili: l'attacco nei confronti di questo libretto del Chiari è così acceso e feroce, e il Chiari è così disperato per le accuse da non uscire di casa, pare, per 8 giorni e più per la vergogna. Da Chiari non abbiamo notizie in merito, quindi ci fidiamo delle Memorie inutili di Gozzi, anche se qui indugia anche lui al romanzesco e quindi non sempre è attendibile. Concedetemi una breve divagazione sul Chiari traduttore. Chiari spesso è uno pseudo traduttore. Nel caso dei romanzi finge di tradurre romanzi dal francese, ma in realtà li inventa ex novo, e anche quando traduce operette dal francese tutto gli si può chiedere, fuorché sia molto fedele al testo. Egli infatti le presenta sempre come rifacimenti, come opera di molto accresciuta rispetto all'originale, quindi già di per sé dichiara di non essere particolarmente ligio al testo di partenza, e quindi potremmo dire che tra una bella infedele e una brutta fedele Chiari sceglie una via di mezzo, una brutta così così, perché di solito non sono particolarmente buone traduzioni. Un infedele così così, insomma, non ha una capacità traduttoria particolarmente spiccata. È molto bravo, quello sì, nel rifare le opere, nel riscriverle. Cercherà Chiari di riprendersi sempre in questo anno dagli attacchi di Carlo Gozzi nella commedia Gli amanti in collera, della stagione autunnale del 61, in cui la figura ridicola del dottor Tartana, letteratucolo cruscheggiante, fanatico scolaro dei trecentisti e maestro di parlar toscaneggevole, sembra proprio una caricatura di Gasparo Gozzi. Quindi vedete che il gioco è sempre un gioco a tre. Carlo Gozzi, Pietro Chiari, Gasparo Gozzi, tre se la prendono uno con l'altro, o meglio, Gasparo e Carlo entrano in gioco in difesa l'uno dell'altro. Nel febbraio del 61, come già ricordato, Gasparo Gozzi lascia la Gazzetta Veneta e gli subentra il Chiari, destinato a camminare sempre sulle orme dei suoi avversari. Ne prende il posto del primo gazzettiere e la ribattezza Madama la Gazzetta. Dalle pagine del giornale celebra tra l'altro l'avvenuta pacificazione con il rivale storico Carlo Goldoni. Deposto l'abito talare per la toga romana, in una sorta di favoletta che inserisce nel giornale, rappresenta le beghe letterarie in forma di bellum civile. Egli si finge Augusto e propone a Marco Antonio, cioè
al Goldoni una comune difesa contro il malvagio e ingiurioso Lepido. Risponderà a distanza di qualche anno Lepido, che altri non è se non Carlo Gozzi, con una delle ottave della Marfisa bizzarra. Scriveva Marco in quei tempi la Gazzetta, il pubblico avvertì dell'alleanza, con uno stil da corna e da trombetta, come se il caso fosse di importanza. Dicea: io sono Augusto, a chi l'ha letta, Matteo di Marcantonio somiglianza, chi non ci loda è un vil Lepido indegno e proverà ben presto il nostro sdegno. Lepido nell'immediato però si vendica dell'articolo chiariano attraverso la rappresentazione teatrale L'amore delle tre melarance, nel quale Goldoni e Chiari vengono rappresentati sotto le vesti della fata Morgana, invidiosa e malvagia, intenta a lanciare maledizioni in versi martelliani indigesti, e appunto sotto le spoglie Goldoni del mago Ceglio. Ad essere messi in discussione, nel caso del Chiari, sono ancora una volta i cattivi insegnamenti delle sue commedie. Nel commento che Gozzi pubblica a questa farsa all'improvvisa, di cui non abbiamo il canovaccio, scrive: rifletteva che il poco rispetto del figliolo nasceva dall'esempio delle nuove commedie. Si era veduto in una commedia del signor Chiari un figliolo sguainar la spada per ammazzare il proprio padre. Di esempi consimili abbondavano le commedie d'allora. Inoltre Clarice, la protagonista, è un'accanita lettrice di romanzi, e anche qui viene presa in giro la parte della composizione romanzesca delle opere chiariane. Attraverso la figura di Clarice si prendono in giro tutte queste donne che nei romanzi di Chiari combattono in armi con abiti maschili, ma si prendono un po' in giro anche le accanite lettrici di romanzi che appunto Chiari scrive soprattutto per un pubblico femminile. C'è un pezzo molto carino nel commento L'amore delle tre melarance, per questione di tempo non lo leggo. Non mancano peraltro anche attacchi personali all'abate Chiari, che secondo Gozzi si vantava di uno stile pindarico e sublime, ma, sia detto con sopportazione, non ci fu nessun gonfio e irragionevole scrittor seicentista che superasse i suoi smodati trascorsi. Alle gare poetiche tra Goldoni e Chiari forse potrebbe alludere anche la commedia Le gare teatrali che Gozzi scrive, benché la datazione sia incerta. In un manoscritto si trova la data 1751, ma qualcuno ha proposto anche una datazione più recente, appunto intorno agli anni 60-61, proprio anni in cui la polemica è più accesa. Sicuramente la disputa passa ancora una volta dalle pagine della Gazzetta. Chiari, infastidito per la rappresentazione poco lodevole che di sé aveva intravisto nella fata Morgana, mette in scena un'altra favoletta in cui rappresenta se stesso come un valente pittore che ha un avversario, uno spiegazzino copista, che, accecato dall'invidia e frustrato dal fatto di non essere in grado di superare il proprio rivale, impazzisce e si toglie la vita in un modo un po' eroicomico, cioè battendo il capo al muro per la disperazione. Ovviamente lo spiegazzino copista altri non è se non Carlo Gozzi, in difesa del quale interviene Gasparo attraverso l'Osservatore Veneto, di cui appunto diventato il redattore, e ricostruisce questa vicenda pittorica ben in altri termini. Infatti, fingendo di aver ricevuto una lettera da Milano, racconta che il valente pittore, o il presunto tale, cioè il Chiari, è solo uno dei più capricciosi intelletti che adoperasse mai il pennello, mentre lo spiegazzino copista, Carlo Gozzi, viene raffigurato come uno dei più periti, naturali e corretti pittori che siano stati da parecchi anni in qua. E quindi dà la palma a questo presunto spiegazzino copista, il quale avrebbe fatto impazzire lui, l'avversario, che appunto in preda alla follia si convince di aver scritto una bellissima opera, una commedia, di aver dipinto un quadro meraviglioso, nella finzione ovviamente del racconto è un dipinto, ammiratissimo da tutti,
che ha appunto suscitato una tale invidia da parte del copista Gozzi da spingerlo al suicidio. Quindi viene ribaltata totalmente la storia, non è più il copista Spiegazzino ad essere impazzito, ma in realtà è il valente pittore, è il Chiari, che sarebbe giunto a un tal punto di follia da stravolgere la realtà, di leggere in maniera totalmente falsata la realtà. Si conclude con questo gioco di rappresentazioni pittoriche, anche nel racconto appunto, la disputa tra i fratelli Gozzi e Chiari dalle pagine dei rispettivi giornali, ma la polemica procede a degli strascichi successivi. Chiari si allontana nel 61 da Venezia, lascia la guida della Gazzetta e lascia anche la Laguna, ma nel 65 la messa in scena dell'Augellin Belverde, forse qualche strascico della polemica lo porta in scena, prendendosela appunto con il nuovo modo di comporre anche per il teatro e riproponendo invece un teatro all'improvviso ligio alla tradizione, ma soprattutto nel 1774 l'uscita a stampa delle ottave della Marfisa Bizzarra, quello che De Santis chiama l'ultimo grande poema cavalleresco della nostra tradizione letteraria, riporta in campo di nuovo questa polemica. La stesura della Marfisa Bizzarra risale agli anni 60-61, tanto che nei fogli sopra alcune massime del genio dei costumi del secolo dell'abate Pietro Chiari, Gozzi riporta alcune ottave di questa opera che sta componendo. E nel poema cavalleresco Chiari e Goldoni vengono personificati, vengono raffigurati nelle figure di Marco e di Matteo. Il Chiari, come al solito, viene attaccato per il suo scrivere poco cruscante e per il successo ottenuto sempre e solo presso il popolino, che egli stordiva con le sue trovate strabilianti. Chi è questo poeta sconosciuto che esce alla stampa e il vezzeggiar sublime di noi famosi, a gran prezzo venduto, morde, sì, e deride opprime? Che stile è il suo da popolo minuto? Assi a far conto alcun delle sue rime, poste in confronto ai nostri gravi temi, alle canzoni pindariche a poemi. La maggior parte dei dardi tratti contro Goldoni e il suo rivale sono in realtà legate ad opere e a questioni degli anni veneziani, quindi molto precedenti a 74. L'uscita del poema a così lunga distanza in qualche modo ne inficia l'effetto. Suscita sì l'ilarità del pubblico, ma più per la trama che per i riferimenti a Chiari e a Goldoni. Chiari peraltro non dimostra di reagire in alcun modo a questa ennesima provocazione, mantiene la sua politica, diciamo così, di non belligeranza, facendosi pregio del pubblico consenso che i suoi molti romanzi ancora riscuotono. Tornerà sull'affare Chiari nelle memorie inutili Carlo Gozzi, dovendo però in qualche modo ammettere, non senza invidia, che i romanzi del Chiari hanno un successo duraturo. Anche dopo la morte dell'autore, ancora si vedono sulle tavolette delle signore, sopra i scrittoi dei signori, sui banchi dei bottegai e degli artisti, fra le mani dei passeggiatori, nelle pubbliche e private scuole, nei collegi e persino nei monasteri. Ben diversa descrizione da quella che darà ad esempio Baretti, dove si legge nelle pagine della frusta letteraria che i romanzi del Chiari sono riservati solo alle cameriere e servitori in livrea. Qui abbiamo invece un pubblico molto più ampio e probabilmente più rispondente al vero. Visti i tempi e i modi delle dispute tra Chiari e fratelli Gozzi, credo si possa mettere in rilievo come Carlo, pur vedendo nella coppia Goldoni-Chiari due facce di una medesima medaglia, se la prenda soprattutto con l'avvocato, di cui riconosce l'indubbio ingegno letterario, volto però a un'attività di riforma del teatro in senso borghese che egli non condivide. Il Chiari è sempre rappresentato invece come un emulo, pericoloso per il suo successo, ma destinato a facili quanto rapidi successi e a un probabilmente rapido oblio. Il fatto che a un certo punto Carlo decida di schierarsi apertamente solo contro Chiari è legato alla querela che coinvolge Gasparo. Probabilmente si
Chiari non avesse risposto alle critiche della Gazzetta Veneta e quindi ai dubbi sollevati dall'immaginario lettore di Gasparo Gozzi, Carlo non avrebbe mai reagito scrivendo i fogli sopra le massime del secolo corrente, quindi evidentemente avrebbe mantenuto questa politica di polemica a due, dove il Chiari mantiene sempre un ruolo secondario, un ruolo minore. L'impressione che si ricava soprattutto dagli ultimi scritti di Carlo Gozzi, mi avvio a concludere, dove Gozzi torna a prendersela con Goldoni e con Chiari, ma il vero idolo polemico è l'avvocato, spinge in qualche modo a pensare che del Chiari non avesse poi tutta questa stima. Il Chiari costruisce la propria carriera all'ombra dei successi altrui, ha il merito che non gli si può certo negare di essere in grado di assecondare i gusti e di riuscire a cogliere sempre bene le mutate sensibilità del pubblico, però è un attore comprimario, è un autore che va di moda e come tutte le mode è destinato a una vita effimera, è una meteora che prima o poi conoscerà l'oblio. E infatti per anni Pietro Chiari è sopravvissuto nella memoria dei posteri più per la sua rivalità con Goldoni e per le polemiche con i Gozzi che non per le proprie opere. E per certi versi dobbiamo proprio a Carlo Gozzi e ai suoi molti travestimenti con cui mette in scena l'abate Chiari nelle favole teatrali e soprattutto nella Marfisa bizzarra, se l'immagine di questo poeta, prima degli studi più recenti, si sia nei secoli conservata. Grazie. Quando avevo l'età che ha ora la nostra relatrice, la professoressa Cappelletti, non avevamo dubbi, in tutta la faccenda il cattivo era il Chiari, così suonava la vulgata critica e storiografica del tempo. Però oggi abbiamo sentito qualcosa di diverso, tutto sommato il Chiari è più vittima che villain in senso proprio, un po' di cattiveria ce la mette piuttosto Carlo Gozzi. O sbaglio? La mettono tutti e due. La mettono tutti e due, vabbè, ma comunque il Chiari non è più quel cattivo titolare che appunto veniva rappresentato dalle vecchie storie letterarie quando parlavano appunto della rivalità Goldoni-Chiari, senza nominare nemmeno poi Carlo Gozzi e per un altro verso Gaspare Gozzi, quindi ringraziamo anche, specialmente noi vecchi, ringraziamo per questa occasione di cambiare le nostre prospettive storiche e critiche. Abbiamo forse pochi minuti per dar corso alla discussione prevista dal programma, diciamo pochissimi minuti, anche se i relatori si sono tenuti tutti così entro i termini, i tempi stabiliti. Se c'è qualcuno del pubblico che ha qualche osservazione o qualche curiosità da proporre, prego. Sì. Mi è successo... Dica il suo nome perché viene registrato. Mi chiamo Anselmo Cassino, sono un veneziano per scelta, sono qui da una decina d'anni, vengo dalla Toscana. Un po' di anni fa, occupandomi di tutt'altro, mi cadde sotto gli occhi un cenno che riguarda un filo che arriva a Gaspare Gozzi da Straparola, dalle piacevoli notti di Murano, no? che accadono a Murano, sì, di Straparola, che però, e qui la curiosità, attraversano per arrivare a Gozzi il Cunto degli Cunti, ovvero il trattenimento per i piccirilli di come si chiama, di Giambattista Basile, che è un napoletano che scrive in napoletano, ma, e questo l'ho scoperto subito, quindi mi ha un po' chiarito la cosa,
è un napoletano che però è un cavaliere, mi sembra, o comunque un soldato dell'esercito veneziano. E, ecco, quindi Gaspare Gozzi attingerebbe materiale che da Straparola passa attraverso il Cunto degli Cunti e gli arriva. È una cosa molto particolare, qualcuno di voi sicuramente lo sa, e sì, le fiabe magiche cui accennava il penultimo relatore me l'hanno fatto tornare alla mente. Io sono un profano che ama la letteratura e che l'ha letta e la legge per diletto, evidentemente. Grazie. È una delle fonti alle quali Gozzi attinge, come alle novelle orientali delle Mille e una notte, cioè le sue fiabe sono costruite su soggetti che hanno una circolazione piuttosto ampia, e l'Icunto degli Cunti è una delle sue fonti. Sì, poi bisogna tener conto del fatto che la fiaba procede per assemblaggio di stereotipi, quindi è sempre difficile stabilire delle discendenze dirette. Certamente lo Straparola ha il merito di aver raccolto queste tradizioni popolari delle fiabe che poi il Basile riprende, e poi c'è tutta quella letteratura orientale o pseudo-orientale che, passando attraverso la Francia quasi sempre, poi arriva anche tra noi, qualche volta tradotta, ma tutti questi personaggi che sono stati nominati leggevano direttamente il francese, quindi anche senza traduzione sapevano raccapezzarsi in questo mondo, in questo universo. Gullino? Grazie. La mia non è una domanda, è una specie di corollario asseverativo di quello che ha detto Capelletti. Ecco, e cioè la famiglia Pisani Moretta è nel Settecento tra le più ricche di Venezia, e da decenni avevano, forse da un secolo, tradizionalmente 2 palchi di teatro, mi pare San Giovanni Crisostomo e a San Samuele. Alla fine degli anni 50 del Settecento, inizi 60, ne comprano 5 di palchi di teatro. Per farne che? Sappiamo che c'è la vignetta del venditore di palchi, Grevenbroich mi pare, venditore di palchi di teatro, quindi siccome abbiamo la cassa di questi pisani, è stata una speculazione vincente in questo caso, perché ci hanno guadagnato, e quindi quello che diceva Capelletti prima, cioè sul fatto che dietro questa polemica c'era un tornaconto anche editoriale, esisteva, e come, e anche per quanto riguarda il teatro, chi stava attento a queste cose l'ha gestito. Grazie. Sì, grazie a Gullino, che in queste cose ha una competenza inarrivabile. Va ricordato che i teatri veneziani erano spesso proprietà di famiglie nobili. Il teatro di San Luca, dove agiva Goldoni, era, mi pare, dei Vendramin, se non ricordo male. E queste famiglie ne ricavavano anche un utile a cui provvedevano in modo anche abbastanza curioso. Per esempio, non era favorita la pubblicazione a stampa delle opere rappresentate, perché così il pubblico era costretto, se voleva saperne qualcosa, ad andare a teatro, e i proprietari del teatro ne avevano un rientro economico. Goldoni aveva un contratto regolare con uno stipendio per cui si impegnava. Mi pare che fosse il numero medio di commedie che doveva comporre erano 8, ma forse c'è chi ne sa più di meno. 8 all'anno, dicevo. Però insomma chiediamoci quello che è oggi Venezia, dove insomma la vita teatrale, ma del resto in tutta Italia, è ridotta molto quasi agli sgoccioli. E cos'era Venezia al tempo dei Goldoni e del Chiari?
non solo per il numero di teatri, ma per il fatto che quanto avveniva nei teatri era poi oggetto di dibattito, di discussione, di fazioni che si affrontavano. Cioè il teatro non era solo un luogo dove si andava a divertire, ma era un luogo che a sua volta smuoveva tutto un movimento di cultura e di relazioni sociali e qualche volta di odi, di antipatie. Per quanto riguarda il discorso dell'ascendenza poi di questi autori, andrebbe ricordato che tutti guardano, forse meno Goldoni, sicuramente moltissimo Carlo Gozzi e probabilmente anche Gasparo, guardano al Quattrocento toscano, guardano Luigi Pulci, che è una specie di loro idolo, di cui non manca occasione di dir bene e di esaltarlo in vari luoghi, no? Dicono sempre Pulci, la Marfisa Bizzarra è tessuta essenzialmente sul Morgante, tutta l'onomastica è presa di là. Ecco, e quindi anche il loro gusto per il toscano di Crusca, che ha queste origini, però poi fra di loro parlavano in dialetto veneziano anche loro, no? Tranne forse il Chiari, non so, il Chiari parlava bene il veneto, chissà. Ha vissuto molti anni a Venezia? Sì, ha vissuto molti anni a Venezia. Alla scrittura sembra un po' più... non è vivo come quello di Goldoni. Soprattutto in versi martelliani, quando scrive in veneziano. Ma poi tutto sommato era suddito veneto, insomma, in quanto bresciano. Ma sono tutti problemi, per esempio, che io sappia non c'è uno studio organico sul veneziano nel teatro del Settecento. Non so, non mi risulta che sia stato studiato organicamente in tutte le sue sfaccettature, dal veneziano costruito a freddo del Chiari fino al veneziano invece colto dal vivo da Goldoni, ma lo stesso Goldoni ha un registro diverso quando scrive gli intermezzi e quando scrive le commedie, anche nel veneziano, insomma, è una cosa molto interessante. E il Chiari purtroppo è difficile leggerlo, bisogna andare a cercare, no. Edizioni moderne di 3 romanzi, ma del teatro non c'è nulla. Ma anche di altre opere. Io ho un suo poema acquistato in antiquariato, Il teatro di Calicutte, che è curioso, cioè non vale nulla letterariamente, però è interessante per certe idee che vengono fuori lì in queste ottave molto noiose. Ecco. Scusate, io cerco di riempire i vuoti aspettando che qualcuno... Ecco. Fabio Soldini, volevo intervenire brevemente sulla relazione del professor Gullino che traccia le diverse fasi dell'arricchimento del ramo Gozzi che poi giunge a Gasparo Carro, no? E volevo dare così una segnalazione di un dato nuovo che ho trovato, che mi sembra anche così simpatico dire qui, nell'ambito dei lavori preparatori per l'edizione commentata delle Memorie Inutili. Ora, la questione riguarda Gasparo Gozzi Senior, cioè il nonno di Carlo e di Gasparo, al quale è probabilmente da assegnare in gran parte dell'arricchimento della famiglia. E quello che mi interessa segnalare è che io ho trovato un inventario del 1697 alla morte di Gasparo Gozzi Senior, in cui vengono descritti stanza per stanza tutti i mobili contenuti nel palazzo di San Cassiano. E tra questi, tra tutte le suppellettili, sono indicati 132 quadri, quindi sono riuscito a individuare com'era e qual era la quadreria di Gozzi, di cui Carlo parla nelle Memorie Inutili in qualche punto, in particolare in 2 punti. Uno in cui dice di averla vista e ricordata ancora quando era piccolo, e poi quando tornato dalla Dalmazia dice di ormai aver visto soltanto poche tracce di quella straordinaria quadreria. Ora, quello che mi pare interessante è che l'inventario che è stato fatto da un notaio
reimpiega per descrivere i quadri un precedente inventario fatto 2 o 3 anni prima, su volere del proprietario, da parte di un pittore e perito allora spesso usato per queste occasioni, che era un Giambattista Rossi, e che descrive puntualmente i soggetti di tutti questi 132 quadri, e cita anche i nominativi di pochi autori, che sono Giulio Carpioni, che ha 3 ritratti, Tintoretto, che ha un San Giovanni, Andrea Schiavoni, che ha una tavola con dei personaggi femminili, Bonifacio, che ha un ritratto di donna, Giovanni Contarini, che ha un San Giovanni, e Tiziano, che ha un grande dipinto con la Madre di Grazia, San Gerolamo e Santa Caterina. Ecco, mi sembrava interessante perché questo aspetto che sembrava scomparso, irreperibile, mi pare che venga, insomma, emerga, ecco, in questo senso. La seconda osservazione vorrei farla sulla relazione di Cesare De Michelis e sulla figura della Bergalli. Ora, la ripresa della figura della Bergalli nel corso del Novecento mi pare che in qualche misura fa perdurare l'immagine che di lei emerge dalle Memorie inutili. Ora è bene ricordare, ma penso che è una cosa forse anche ovvia in questa sede, che l'immagine della Bergalli che noi abbiamo è quella che emerge dalle Memorie inutili. Ora, le Memorie inutili non sono un documento biografico, sono un documento di natura puramente apologetica, in cui per difendere la propria immagine dalle accuse nate attorno alla faccenda della droga d'amore di Teodora Ricci, Carlo ricostruisce la propria vita secondo una chiave che è quella di un perseguitato, e ricostruisce tutta una serie di episodi di questo genere. La figura di Luisa Bergalli è negativa dall'inizio alla fine, non c'è mai un episodio positivo. Quando noi possiamo ricostruire per altre strade un grosso debito di Carlo nei confronti di Luisa, io cito solo un episodio, e c'è questo. Se si vanno a vedere le biografie di Carlo e di Gasparo minore di 10 anni di Luisa Bergalli, ora gli esordi poetici, che voleva dire gli esordi letterari in assoluto, sono avvenuti per entrambi quando hanno potuto pubblicare componimenti poetici in quelle che erano allora l'equivalente delle riviste di oggi, con cui in genere i poeti esordiscono, prima di poter in qualche misura approdare alla plaquette o quel che sia. Allora, quali erano queste sedi allora? Erano le edizioni fatte in occasione di matrimoni o comunque queste grosse, che noi conosciamo, raccolte poetiche, che erano occasione per presentare contributi di quelli che allora erano gli autori emergenti e, quando le edizioni erano anche illustrate, quelli che erano poi gli incisori emergenti. Ecco, quindi mi pare importante tenere presente sempre questo. L'immagine di Luisa Bergalli, che viene in genere, come dire, proposta da Carlo, è un'immagine evidente che risponde a questa esigenza di natura puramente apologetica. Grazie. Mi sembra che sicuramente il mito dell'amministrazione pindarica di Bergalli è di Carlo, ed è il tema su cui è più facile. Devo dire che recentemente, soprattutto gli studi, indicibili studi della letteratura di genere, che hanno però riproposto la Bergalli, danno un'idea un po' più complessa della figura della intellettuale, anche perché il fatto che quello che andrebbe probabilmente ricostruito anche è che la Bergalli è una delle grandi allieve di Apostolo Zeno, quindi è totalmente inserita nel mondo letterario e intellettuale veneziano, con naturalmente le difficoltà che, essendo donna, si incontrano. Infatti le pagine che lei dedica a Gaspara Stampa suonano fortemente apologetiche e sono fortemente autobiografiche, proprio uno specchiarsi in chi ha... E c'è sempre naturalmente in queste cose un misto tra le ambizioni letterarie e anche poi
una protesta sulla condizione femminile, su questa marginalità del ruolo femminile. Ecco. Però la Vergalli fa un'antologia di tutte le poetesse, cioè fa tante cose che non sono banali. Certamente Panzini è molto più vicino a Gozzi, che ha una vera e propria restituzione dando a Luisa quel che è di Luisa. Ecco. Sono Anna Scannapiego e sì, concordo pienamente con quanto rilevava Fabio Soldini e anche con quello che ha appena risposto Cesare De Michelis rispetto sia alla totale inattendibilità delle memorie inutili, peraltro non solo nello specifico di Luisa Vergalli, ma anche per tante altre cose, dato il loro particolare statuto retorico. E sulla figura di Luisa Vergalli mi riprometto poi domani di aggiungere qualche cosa che va nella direzione di quanto già segnalato da Cesare De Michelis adesso. Lo scopo del mio intervento era però fare qualche riflessione sulla relazione di Cristina Cappelletti, che ho ascoltato con interesse e anche con qualche perplessità, lo devo dire. Nel senso che mi pare che l'idea della dimensione rappresentativa delle testimonianze che ci vengono dai fratelli Gozzi, da Goldoni stesso, da Chiari, debba essere tenuta più presente per andare a come dire, misurare il loro profilo di attendibilità. Cioè quello che rilevava Fabio Soldini adesso per quanto riguarda le memorie inutili, io lo estenderei a tutti i casi in cui gli autori fanno dei pronunciamenti ufficiali. E poi faccio qualche osservazione così un po' saltando di qua e di là. Che i Granelleschi si formino, se ho capito bene, verso la fine degli anni 40, sì, insomma, bisogna... No, lei ha detto addirittura verso la fine degli anni 50, ho sentito bene? No, che la formazione è precedente, fine anni 40, inizio anni 50. Dovrebbe essere intorno al 52, almeno per gli studi che ci sono, 1752. Cosa è il 52, scusi? La formazione dell'Accademia. 47. No, è precedente. Ecco, da questo punto di vista io credo che l'utilizzo di fonti più al riparo da come dire, interessi tendenziosi degli autori all'atto delle loro proposizioni pubbliche possa essere più fruttuoso. Allora suggerisco in particolare il carteggio tra Gasparo Patriarchi e Giuseppe Gennari, che giace ancora in buona parte, anzi in massima parte inedito, alla biblioteca del seminario arcivescovile di Padova, dove si traggono notizie dall'interno di che cosa accade tra sodali, gozziani, poi granelleschi, e per esempio già nel 49, quando c'è il famoso scontro Chiari Goldoni per via della vedova Scaltra, già ci sono dei partiti chiaramente delineati senza aspettare fasi successive, così come quello stesso carteggio fornisce molte notizie sugli attacchi che Gasparo medita rispetto al prologo del Chiari e così via dicendo. Per quanto riguarda la Gazzetta... Di una domanda, di una osservazione, questa è una comunicazione a sé stante. No, pensavo l'avevo messo nei termini della discussione, comunque va bene, mi taccio subito. Dunque, non ho visto questo carteggio, ho visto in realtà solo la parte edita del carteggio dei due Gozzi, dove riguardo al Chiari si dice molto poco e notizie non particolarmente importanti. Andrò a vedere questo carteggio padovano, però mi interessava capire anche quali erano le tessere messe insieme dai protagonisti di questa vicenda, perché si trovano spesso riferimenti per le singole situazioni, singole occasioni, ma non vista nell'insieme lo snodarsi della querela. Si trova spesso l'analisi della Marfisa Bizzarra, qualche volta riferimenti alla Gazzetta Veneta, ma magari vista nell'insieme un po' meno. Mi interessava dare anche un quadro di insieme in questo caso,
Comunque la ringrazio, andrò sicuramente a vedere questo carteggio. Volevo però appunto far parlare soprattutto i protagonisti. Poi è ovvio che i protagonisti sono sempre tendenziosi. Non pensare che siano una voce attendibile è impossibile. Ognuno naturalmente cerca di difendere le proprie scelte letterarie. Concludiamo con... Chiedo scusa se approfitto, l'ora è tarda. La mia domanda è fulminea perché vorrei approfittare della competenza del professor Soldini. Allora, a me risulta che nel 1712 parte della casa Gozzi a San Cassiano sia fidecommessa, dopodiché Gozzi se la vende. Com'è possibile? Io non so dare una risposta, ma visto che c'è qui il professor Soldini, può darsi che lui possa aiutarci. Bene, con ciò chiudiamo questa tornata del nostro convegno. Grazie. I relatori si fermino, naturalmente. Ecco, il pubblico è invitato così a onorarci anche per la seduta pomeridiana.